Va bene, no, se lei appena arrivano... Siete in diretta? Siete in diretta? Già adesso? Sì. No,
Allora dovrei fare non solo per te, poi lo ripara. Accarezza un po' i capelli. Questo non ci vale un po'.
Non devo capirti, Vai, vai, vai. Se fai per 2 minuti. Grazie, fai il protocollo tu. Siamo tornati indietro. Queste robe qui le facevamo scappare. Queste robe qui le facevamo. Allora, Roger. Queste robe qua le facevamo scappare. La musica e i cori. Amico del calore. C'aveva Ezio.
Ma adesso dopo lo facciamo così. Grazie per la rimasta. Prendete pure posto, siamo già in diretta su YouTube, preciso, per quello webcam qui. Raccolti dalle splendide note dei grandi maestri. Per fortuna parla di Allora, possono iniziare tutte le persone? Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Siamo stati accolti da splendide note, sono state regalate dalla Regione Friuli Venezia Giulia e organizzata dal Distretto Culturale del Friuli Venezia Giulia, che è qui rappresentato dalla Presidente Dori De Riflesson, che ci spiega un po' chi suonava queste note, che musiche e che programma ci ha preparato oggi per accoglierci a questa inaugurazione della terza edizione di Fiera Festival della Foresta. Dori? Grazie. Siamo distanti. Ma qualcuno di voi ormai ci conosciamo perché a forza di vederci. Ah no, grazie, Dio che onore. E con qualcuno di voi ormai ci conosciamo a forza di vederci sempre in queste riunioni che organizza il dottor Franza. E vi ringrazio per la presenza. Io come Regione Friuli Venezia Giulia desidero ringraziare il dottor Rinaldo Domino, Gianfranco De Rossi e la dottoressa Maria Cristina Orlando che ci ha seguito. Presento solo velocemente i musicisti, poi lascio spazio alla musica. Oggi voi avete un'eccellenza nel campo nazionale ed internazionale, tant'è vero che fra pochi giorni partirà per il Messico e rappresenterà l'Italia, ed è il maestro Lucio Vegani. Primo violino dei solisti veneti, ma anche un concertista, e vi assicuro che il maestro Vegani ha veramente, come si dice, calpestato tutti i teatri più grandi del mondo, veramente. Io lo ringrazio perché lui oggi pomeriggio ha un concerto, però non è voluto mancare qui, pertanto lo ringrazio veramente, grazie. Ed è appena arrivato dall'isola d'Elba stanotte, pertanto grazie. Poi c'è l'Antonella De Frenza, giovanissima musicista, un talento nel campo anche lei nazionale, anche lei violista dei solisti veneti, e ringrazio anche Antonella perché lei segue sempre anche le tournée dei solisti veneti. In qualche modo solisti veneti, il maestro Degani è friulano, la dottoressa De Frenza è pugliese, pertanto abbiamo raccolto un po' tutto, Friuli Veneto, che mi piace sempre veramente ricordare. Lascio il maestro Degani, eventualmente adesso vi farà una brevissima conferenza sul legno. Io vi ringrazio e grazie Sportivo per averci ospitato per il secondo anno consecutivo. Qui a fianco a me, che vi regge il microfono, c'è il maestro Davide Fregona, che è il direttore del concorso pianistico di Friuli Venezia Giulia ed è il presidente di Piano Felice, pertanto una personalità che oggi mi fa l'onore di reggere il microfono. Grazie.
naturale che ci sia un'introduzione rapidissima. Oggi abbiamo voluto portare qui al Festival delle Foreste due eccellenti musicisti, ma come si sa stiamo parlando di legno, quindi presenteremo due strumenti molto importanti, quasi interamente costruiti in legno, e questo è più importante, vedremo qui fuori con la rete di risonanza. E quindi questo è il senso di questa operazione culturale. Grazie, buon ascolto. Mi sentite anche se non ho il microfono? Benissimo. Allora, sono velocissimo. Questi due strumenti che vedete sono, a parte che sono di mia proprietà, questo è un Don Nicola Amati del 1731, costruito a Bologna da un frate liutaio che si chiamava appunto Don Nicola, e non ha niente a che vedere con la famiglia Amati di Cremona. Comunque questo è uno strumento che ho trovato tanti anni fa in una soffitta a Trieste, quello restaurato, è il classico strumento che si trova per fortuna nelle soffitte, ma raro, perché durante chiaramente la ritirata dei nazisti della seconda guerra mondiale probabilmente l'hanno dimenticato in qualche, insomma, Trieste, città di confine. Vi spiego brevemente: il piano armonico è di abete, gli abeti di risonanza famosi delle palle di Paneveggio, palle di San Martino, insomma, dove sta arrivare andava a prendere gli abeti, fecero scuola e tutti gli utai, bene o male, si servivano di quei legni. Il fondo e le fasce sono di acero, questo è un acero tagliato in maniera tangenziale. Il riccio è di acero e così anche il manico, mentre come vedete la ventoniera e cordiera sono in bosso e il botticello in acero. Lo strumento invece che suona la signora De Frenza è Eugenio De Gani, che è il mio omonimo, del 1882, costruito a Montagnana, in provincia di Padova. De Gani è stato un famosissimo liutaio del fine Ottocento italiano, e i suoi strumenti sono strumenti ottimi e anche di gran valore. Questo è uno strumento invece col fondo, molto bello, a taglio radiale, così anche le fasce. Ecco, non voglio rubarvi più tempo, adesso vi suoneremo un duo di Charles de Berriot, che è un famoso virtuoso violinista belga, in cui vengono messe in luce tutte le qualità sonore e tecniche appunto anche degli strumenti. Quindi buon ascolto.
Allora vi lasciamo con un brano molto famoso, che è la passacaglia di Helder Aldersen, per due violini, in questo caso di trascrizione di Aldersen.
20 italiani e un problema di esperienza. Creditosi, grazie. Dopo queste bellissime note veniamo a presentare questa terza edizione di Fiere Feste delle Foreste. Inviterei a salire il padrone di casa, il direttore di Veneto Agricoltura Nicola Dell'Acqua e ovviamente per l'organizzazione il presidente del governo di Dolomiti, dottor Gianangelo Bellati. Bene, buongiorno a tutti. Insomma, mi sembra che siamo partiti abbastanza bene, no? Veramente, dopo magari sei tu quello che devi fare un pochettino più, perché è lui che ha seguito di più l'organizzazione. Vediamo invece quello che è lo scopo di oggi, delle fiere, perché la Regione Veneto
ha dato compito all'agricoltura di sostenere il mondo fieristico e in questo modo e farlo riprendere così fortemente, perché vede nelle attività delle fiere la ripresa dopo passate 20 anni, dopo una seconda guerra mondiale, una terza guerra mondiale. Il Covid ci ha colpito tutti, forse il sistema fieristico, forse queste attività sono quelle che fanno rincontrare, ci fanno rincontrare e fanno rincontrare il mondo dell'impresa con il commercio, con l'industria e con tutte le attività. Quindi avanti con il mondo fieristico, organizziamo di questi eventi, se poi gli eventi sono in una commissione così, dove la Regione per il suo braccio operativo Veneto Agricoltura sta gestendo, mi sembra in maniera egregia, una foresta come questa, un bosco come questa, colleghiamo un pochettino quello che è ambiente a produzione. Ora veniamo anche da piccoli per noi eventi importanti che se il mondo fieristico deve vendere i prodotti, pensiamo che i prodotti devono essere di qualità. E oggi, per la prima volta in Italia, abbiamo 2 grosse certificazioni che hanno certificato che il classico, sia per la foresta, sia per i platipascoli, con il caseificio di Cambre certificato, e ai vertici italiani per la qualità, per la biodiversità e per le certificazioni. Quindi, incontro di prodotti di qualità, sempre maggiore certificazione della qualità, insomma il compito che penso che stiamo cercando di assolvere è questo, dare l'indirizzo a ripartire col mondo fieristico, ma ripartire vendendo e facendo vedere che i prodotti del Veneto e i prodotti del Bosco sono di qualità. Grazie a tutti, spero che l'evento sia di vostro gradimento. Grazie a tutti. Allora, io devo imparare dal dottor Berlacco il dono della sintesi, quindi prometto sarò velocissimo, però non posso non fare dei... Non è capace. Non posso non fare dei ringraziamenti. Beh, innanzitutto devo dire la musica, e quindi Friuli Venezia Giulia, ma anche la partecipazione fattiva, avete visto il grande stand che c'è, un partner eccezionale per noi per questa attività. Evidentemente do per scontato il rapporto fortissimo che ormai abbiamo con Veneto Agricoltura, e senza di loro non era possibile. Abbiamo lavorato molto bene assieme, speriamo di farlo ancora di più in futuro, Nicola, quindi io credo che sia proprio una collaborazione che porta frutti, perché abbiamo proprio interessi molto simili in alcuni temi, in alcuni settori. Poi vorrei ringraziare gli ospiti che arrivano dall'estero. In primo luogo abbiamo qui con noi un ambasciatore del Messico in Italia, Miguel Garcia. Abbiamo qui con noi una rappresentanza dell'Istria, Croazia, abbiamo anche Costa Rica, la Francia, in un progetto, e anche un rappresentante delle foreste francesi che arriva più tardi per un incontro che abbiamo domani. Quindi è una fiera anche questa che vuole essere molto internazionale. Però anche vorrei ringraziare molto il Parlamento Europeo, che è qui rappresentato da Fabrizio Spada, che è riuscito ad essere qui in presenza, lo ringrazio molto. Era direttore dell'ufficio di Milano della Commissione Europea, adesso lavora nell'ufficio appunto del Parlamento Europeo di Roma. Lo dico perché poi lo spiegheranno meglio Francesca Danello, Peterle, seguono loro tutte le vicende legate a quegli uffici che voi vedete con scritto Europe Direct qui fuori. Evidentemente poi ci sono tantissimi altri che dovrei ringraziare, ma un grazie anche particolare alla Regione, che viene rappresentata da Cristiano Corazzari come assessore, e in rappresentanza del Consiglio, dulcis in fondo, Silvia Cestari. Ancora tanti ringraziamenti a lei, ma non c'è tempo. Io voglio solo dirvi questo: per noi come Fiera di Longarone è un'esperienza molto particolare, perché abbiamo delocalizzato, e su questi ci eravamo anche confrontati con chi ci sta sempre dietro, ci segue sempre, che è il sindaco Roberto Parrin, il presidente della provincia, che ci è sempre vicini, anche ci è stato tanto vicino, devo dire. Tu, Nicola, accennavi al problema del Covid, è stata una devastazione il Covid per il settore fieristico. Quindi è stata una cosa molto importante per noi avere vicine le istituzioni, rappresentate appunto in particolare
in questo momento penso a Roberto Falli, che ha sostenuto anche questo evento di farlo appunto delocalizzato, che per noi è la prima esperienza. Mi preme anche ringraziare, perché conta molte volte quando si fa una nuova esperienza, l'entusiasmo, e qui è presente il tenente colonnello di Cosmo, dell'Arma dei Carabinieri, che hanno fatto, avete visto quel bello stand, su tutti dei livelli stand, ma ho notato una vostra professionalità anche nel presentare lo stand con materiali, fotografie, veramente interessanti, c'era questo entusiasmo che ci ha anche aiutati. La fiera anche si distingue quest'anno perché è la terza edizione, nonostante il Covid siamo riusciti a farla in piccolo l'anno passato, ma abbiamo anche più in forza il Poste Nord-Est, che è un marchio che abbiamo acquistato, e voi vedete questi grandi macchinari che ci sono sulla salita che arriva fino a qui. Pertanto avrò sicuramente dimenticato qualcuno, ma vi dico, per noi è una grande esperienza, io sono molto grato a tutti voi. Questa cosa l'abbiamo fatta solo perché abbiamo lavorato tutti insieme. Io ho avuto un aiuto enorme da parte di tutti, quindi io sono grato a tutti coloro che hanno dato una mano per riuscire a fare questo. Adesso abbiamo anche organizzato, come avete visto, in bel tempo, c'è anche per il prossimo fine settimana per i 1600 anni, ma adesso speriamo appunto che ci sia un pubblico importante che arriva fin qui su a vedere quello che proponiamo. Quindi grazie e lascio la parola ad altri. Siamo qui in Cansiglio. Il Cansiglio è un incrocio di tante, diciamo, amministrazioni, però qui fisicamente siamo in comune di Alpago. Quindi un saluto, credo, da parte del sindaco di Alpago, visto che ci sta ospitando nel suo territorio, Umberto Sotano. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e grazie anche per questa manifestazione. Io sono in lockdown elettorale, quindi mi limiterò ai saluti e ringraziamenti. Voglio ringraziare soprattutto Veneto Agricoltura e le Fiere Longarone, perché immaginare di organizzare una manifestazione del genere qui è il luogo ideale, questo è ovvio, però non è facile, non è semplice. Mi pare che stiano risultando molto bene, che le cose stiano andando, tra l'altro appunto come dicevano prima c'è l'aiuto anche del bel tempo che non guasta in queste situazioni, e quindi veramente grazie a tutti voi, grazie anche a nome degli altri colleghi sindaci del territorio, il sindaco di Fregona, il sindaco di Tambre. Non c'è il sindaco di Chiesi perché ha avuto un piccolo problema ed è momentaneamente all'ospedale, ma penso se la caverà velocemente. Quindi grazie veramente a tutti, bellissimo veramente l'introduzione con i due violini che hanno dato il là a una manifestazione importante e che spero possa continuare anche per il futuro su questo territorio. Grazie a tutti. Oggi qui sarebbe voluto esserci anche il governatore della regione del Veneto, non ha potuto, però ci ha scritto 2 righe e ci è vicino. Ci legge la sua lettera il direttore dell'ufficio comunicazione e stampa di Veneto Agricoltura di Movita. Allora il Presidente e il Governatore ci scrive: pregiatissimi signori, ringraziando per l'invito, mi rammarico a comunicare che a causa di concomitanti impegni istituzionali non potrò presenziare alla cerimonia inaugurale di Fiera e Festival delle Foreste Poste Nord-Est 2021. La foresta, oltre a prefigurarsi come parte integrante del paesaggio regionale, costituisce una presenza fondamentale negli orizzonti culturali, economici e identitari del nostro territorio. Venezia, giusto per portare un esempio dedotto dalla nostra storia, deve il suo ruolo di regina dell'Adriatico proprio grazie alle risorse boschive provenienti dal Bellunese. Gli eventi meteorologici avversi, non ultima la tempesta Vaia, ci hanno lasciato in eredità la grande sfida del ripristino del manto boschivo pesantemente danneggiato o il generale riassetto delle opere idrauliche atte a prevenire il rischio così da mitigarne l'impatto idrogeologico.
Porgo pertanto il mio plauso per gli sforzi organizzativi profusi nell'ideazione di un evento che contribuisce a coltivare la consapevolezza circa la necessità di approfondire in maniera sistemica e coinvolgendo tutti gli stakeholders chiamati in causa le tematiche di carattere ambientale e le peculiari necessità dell'ecosistema montano. Rivolgendo i miei auguri di buon lavoro agli illustri relatori che animeranno il dibattito, concludo porgendo i saluti della Regione del Veneto e i miei più cordiali, dottor Luca Zaglia. Grazie. Siamo appunto in Comune del Pago, ma siamo anche in provincia di Belluno. Grande sostenitore, ma anche per tanto tempo un grande animatore con il ruolo che tra l'altro in parte sto svolgendo anch'io adesso in questo momento, c'era Roberto Padrini. Quindi la parola al Presidente della provincia di Belluno. Grazie Franz. Buongiorno a tutti e un po' anche con un po' di emozione, devo dire la sincera verità, sono qui oggi. Primo perché ci troviamo di fronte al primo evento organizzato fuori dalle mura dell'edificio di Longarone Fiere, cui sono particolarmente legato per tantissimi motivi. E poi perché ci troviamo veramente in un segno di ripartenza, come diceva prima Nicola e Gianangelo prima, questa fiera un po' dà là a ripartire. Abbiamo bisogno di ripartire, di ritrovarci, di rincontrarci, di ricondividere tante cose, tante riflessioni su temi così importanti di estrema attualità come quello del bosco e delle foreste, che in questo momento rappresenta un'opportunità ma anche un po' un problema per il nostro territorio. Quindi questi incontri che si svolgeranno nell'arco di queste prime 3 giornate, nelle prossime 3, penso che saranno l'occasione proprio per confrontarci, per trovare anche delle soluzioni per il futuro del nostro bosco. Io volevo salutare, Gianangelo ha ricordato tutti o quasi, io voglio fare un saluto particolare, lo faccio sempre perché Marco viene da distante, quindi il nostro presidente dell'UNCED nazionale, Marco Bussone, lo ringrazio che sia qua vicino a noi, è importante la sua presenza insieme al nostro rappresentante regionale che è Ennio Vigne, perché gli Uliuli Montane rappresentano un ente locale indispensabile e fondamentale per i nostri territori di montagna e quindi esserci vicini in questo momento è sicuramente significativo e importante. Saluto poi l'onorevole Roger De Mene, che ringrazio, che anche lui è sempre molto vicino alle manifestazioni di Longarone Fiere, e poi ovviamente la Regione, perché la Regione attraverso Veneto Agricoltura crede fortemente in Longarone Fiere, crede in questa fiera che è nata 3 anni fa, così un po' in sordina, dopo l'esperienza drammatica di Baia, ma ha avuto la forza di continuare, credetemi, in questo momento riuscire a inventarsi delle manifestazioni e tener duro e portarle avanti. Vedo Giustino che è stato uno dei fautori di questa manifestazione, penso che sia un grandissimo e straordinario impegno. Quindi io ringrazio la fiera che va avanti, mi auguro che nei prossimi eventi di Arreta come la mostra del gelato si possano fare con un po' più di serenità e che soprattutto il mondo fieristico italiano, ma soprattutto quello nostro, possa avere un futuro di successi e di soddisfazione. Grazie a tutti e buon Festival e Fiera. Grazie Presidente. E appunto l'ha già anticipato, in scaletta c'è proprio, visto che la foresta interessa fortemente la montagna, fa parte dell'economia montagna, non può che essere nella grande attenzione anche delle Unioni Montane. Abbiamo qui allora Marco Bussone, Presidente di UNCEM. Grazie, è un onore, io sono contentissimo dell'invito che mi avete voluto fare a UNCEM come partner di questo evento. Guardo Ennio Vigna, presidente di UNCEM Veneto, presidente del Parco Dolomiti Bellunesi, ma guardo Roberto, Roger e gli amici. Torno, non mi avete invitato a quello del gelato, ma mi autoinvito con lei. Però è prezioso che UNCEM sia coinvolto in un'iniziativa di questo tipo. Io sono piemontese, con Boston Nord-Ovest e Boston Nord-Est abbiamo un patto, però ero già presente alla prima edizione. E la crescita che ha avuto questo evento, anche portandolo sul territorio, dimostra che la capacità culturale di mettere insieme il capitale umano, il capitale sociale, per valorizzare il capitale naturale,
è determinante in questo momento in cui ci sono risorse, lo sappiamo, stiamo lavorando con Ennio, con lo sportello, è più di uno sportello, con lo Europe che avete voluto, con la Commissione, però formare il capitale umano, sociale, per guardare al capitale naturale in modo nuovo, io credo che sia la grande sfida che noi oggi abbiamo, con tante risorse a disposizione, con le istituzioni più forti, più vicine, che non lasciano indietro nessuno. Mi sembra un messaggio che dal Consiglio oggi parte anche con quel legame che evocava il Presidente Zaia con Venezia, quel legame tra sistemi territoriali urbani, così particolari come quello di Venezia, con questi territori è uno dei messaggi, degli impegni che oggi parte con grande forza verso il sistema nazionale, verso il paese intero. Grazie di cuore per aver voluto UNCEM a questo evento come partner, ne siamo onorati. Grazie. Grazie Presidente. Abbiamo qui anche alcuni parlamentari, ovviamente di casa Roger Domenech, che chiamerei qui ovviamente a fare un saluto, sempre presente, sempre vicino alle iniziative della fiera e della provincia. Grazie, grazie. Beh, sì, io ho sempre partecipato a tutte le edizioni convintamente. Per Flash, la montagna non può che essere quella abitata. Per fare vivere le persone in montagna noi abbiamo la necessità e il bisogno impellente di riportare in montagna le tipiche filiere produttive della montagna, che contraddistinguono la montanità. Dentro queste filiere il bosco è un valore aggiunto troppo importante per lasciarlo da parte, e su questo noi dobbiamo essere tutti molto concentrati. Per fare questo, in tutte le occasioni di incontro ce lo siamo detto, le ricette ci sono. Io penso che in questo momento storico anche questa fiera debba essere utile per passare dalla programmazione all'azione più concreta, perché abbiamo bisogno di, nella filiera del legno, nella filiera del bosco, riportare il valore aggiunto nei territori. Fare in modo che anche dopo tutto quello che è successo, in questo senso la regione è un ente centrale insieme alla provincia per la gestione del nostro territorio, fare in modo che quel valore aggiunto, il valore aggiunto di un bene primario, di un bene collettivo come quello delle foreste e del bosco, rimanga nel territorio e crei quelle filiere produttive necessarie per garantire la presenza e la vita dell'uomo dentro la montagna veneta e il bellunese in particolare. Per fare questo, insomma, come dicevo, c'è io dico una grande necessità: fare in modo che tutto questo legno prenda il valore giusto all'interno dei confini della nostra provincia e del territorio veneto. E quindi su questo dobbiamo fare squadra, pubblico e privato. Le soluzioni ci sono, anche da momenti di incontro come questo possiamo metterle sul piatto, nel tavolo e concretizzarle. Insomma, io credo che insieme all'aiuto di Veneto Agricoltura, della regione, della provincia, insieme alle tante risorse che avremo a disposizione nei prossimi mesi, possiamo finalmente passare alla fase attuativa delle tante pianificazioni che abbiamo messo insieme in tutti questi anni di lavoro, anche e soprattutto grazie a eventi come questo e al coraggio che avete avuto quest'anno, come ha detto Roberto, di portarlo fuori dai confini della fiera di Longarone e di quei capannoni. Quindi grazie veramente, e ovviamente lavoriamo insieme con questi obiettivi di concretezza. Grazie Roger. È arrivata dal Trentino, ma in realtà in rappresentanza della Commissione dell'Agricoltura del Parlamento, appunto l'onorevole Martina Loss, che è anche dottore forestale, quindi è un'esperta che chiamerei qui per un breve saluto. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Anzi, smascheriamoci. Buongiorno a tutti, un saluto anche al collega e alle autorità presenti. Io sono qui ospite oggi, ma onorata perché la ripresa, e soprattutto in questo ambiente bellissimo, con questo tema forestale ci ricorda che non siamo il fratello minore dell'agricoltura. Il contesto forestale oggi è quanto mai importante. Come diceva il collega, il presidio della montagna oggi è un tema che va al di là del discorso ambientale, del discorso gestionale, è un tema sociale, culturale e anche di identità dei nostri territori, che non va sottovalutato. La Commissione Agricoltura della Camera, che si chiama Agricoltura, ma che si occupa anche di fauna e di foreste,
Ecco, oggi sta iniziando nuovamente a occuparsi anche dei temi forestali. Sappiamo che sono anche all'attenzione dei livelli governativi e dell'Europa in crescita. Abbiamo in preparazione il piano strategico nazionale legato alla PAC, alla prossima PAC, quindi è una grande sfida che dovrà avere un capitolo importante che parli di foreste. E su questo sarà il nostro compito di vegliare che ci sia questa specifica attenzione perché il valore sia dato anche all'ambiente montano e all'ambiente e alle risorse forestali. C'è anche il nuovo testo unico sulle foreste che porta i primi frutti. Abbiamo la strategia forestale nazionale addirittura d'arrivo. Abbiamo avuto gli ultimi passaggi proprio lo scorso giugno e sappiamo che sarà uno strumento importante. Compito governativo sarà però anche finanziarlo, cioè dare degli strumenti, come diceva giustamente il collega, ma tutti gli amministratori sanno, non basta scrivere un piano, serve poi anche dare degli strumenti per renderlo concreto e dare alle comunità poi le risposte di cui hanno bisogno. Ultima cosa, la parte europea anche sta portando avanti delle strategie forestali. Queste hanno bisogno però di essere attentamente concertate con le filiere. Sappiamo che non possiamo parlare di bosco se non parliamo anche di filiere. Filiera del mobile, filiera dell'utilizzo finale di mantenimento, ma anche filiera energia. Foresta, energia. Foresta, legno, energia è una sfida sia per l'ambiente, ma anche per il valore aggiunto che diamo con le nostre foreste. Quindi l'Europa deve saper raccogliere la capacità che abbiamo, il nostro esempio, di trasformare il valore, il nostro capitale legnoso anche in un'energia rinnovabile, ricordiamoci, fa parte delle energie rinnovabili proprio perché non consumiamo risorse fossili. E quindi questi mattoni, queste pietre devono essere il lavoro, e lo saranno, delle nostre commissioni e del nostro governo, e questa sarà l'attenzione che vogliamo dare per i prossimi mesi e i prossimi anni, proprio perché i territori hanno bisogno di concretezza, lo ripeto per l'ultima volta, ma di avere un filo conduttore che ricordi quanto potere c'è nel territorio montano e quanto può dare a tutto il resto del paese. Grazie. Come diceva prima il Presidente Bellati, abbiamo qui anche la Croazia. In particolare oggi è qui il sindaco di Vignano e di Pastrovecchio. Per un saluto velocissimo, veramente veloce, però ci tenevo in particolar modo anche il Presidente, perché oggi si parlerà anche di Europa e saremo qui rappresentati per l'Europa. Prego. Grazie, con caro saluto a tutti quanti, tutti i presenti, e un particolare saluto al dottor Bellati per il suo impegno, il collaboro, con la collaborazione con la nostra associazione Istriani Vignani Vignano. Ecco, siamo contenti di essere qua con voi, di averci permesso di essere questa meravigliosa fiera con voi e presentare la nostra regione tramite i nostri prodotti e i nostri prodotti tradizionali che poi ci aiutano a parlare anche della nostra tradizione e del lavoro di ogni giorno. Ecco, grazie mille. Dicevamo prima Europe Direct, sono qui con il loro stand, abbiamo 2 Europe Direct qui presenti, quello di Venezia appunto e quello della montagna veneta, il nostro qui, che rappresenta tutta la montagna del Veneto. Quindi chiamerei qui la Francesca Vianello, che qui rappresentata appunto Venezia Veneto, Europe Direct Venezia Veneto, e il rappresentante del GAL 2, anche presidente del GAL 2, Creati Dolomiti, e appunto rappresentante del Europe Direct Montagna Veneta. Alberto? Sì. Francesca? Grazie. Mi presento, Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia. Perché il Comune di Venezia è qui, con la sua bella gondola antica in montagna? Il collegamento è assolutamente lineare e lo è da 1600 anni
che festeggiamo proprio quest'anno. Siamo qui per dimostrare il senso reale della rete, del lavorare insieme. E su tanti livelli, l'hanno detto le persone che mi hanno preceduto, io lo dico concentrato, legato all'Europa. Che cos'è Europe Direct? L'Unione Europea, in tutti i paesi dell'Unione Europea, ha organizzato una rete di informazione capillare davvero del territorio. Siamo 500 in Europa, siamo 50 in Italia. Questa rete esiste da 20 anni. Il Comune di Venezia ne fa parte quando è nata e ha creato una rete veneta, infatti noi ci chiamiamo Venezia Veneto. Da quest'anno ha rinforzato il territorio montano con un nuovo Europe Direct Montagna Veneta, è appena nato e abbiamo già iniziato in modo concreto a lavorare insieme. La dimostrazione è oggi qui i nostri stand costruiti e voluti insieme. Quindi parola d'ordine, fare le cose insieme. Credo che sia il grande valore aggiunto e l'insegnamento dell'Europa, oltre che di tutte le organizzazioni che ne fanno parte. Soprattutto tutto lei. Noi siamo il nuovo centro Europe Direct Montagna Veneta, siamo attivi solo da qualche mese, però possiamo contare sull'aiuto e sull'esperienza anche ventennale dei nostri colleghi che ormai sono presenti attivamente da tanti anni. Montagna Veneta perché noi abbiamo come territori di riferimento la provincia di Belluno e le parti montane di Treviso, Vicenza e di Verona. Il fatto che sia stato attivato un centro Europe Direct, qua siamo anche in Consiglio, condividiamo questo bellissimo spazio con il Friuli Venezia Giulia, so che anche in Carnia è stato attivato un centro Europe Direct nuovo. Questo a nostro avviso è un segnale inequivocabile di attenzione dell'Europa verso i territori montani ed è un segnale di attenzione verso le problematiche e le fragilità, ma è soprattutto un segnale che va nella direzione che dobbiamo cogliere, come prima ha detto Marco Bussone, dobbiamo cogliere le opportunità che da qua ai prossimi anni a livello europeo ci saranno specialmente per questi territori. Quindi noi faremo informazione spinta e dopo avremo l'occasione di presentarvi assieme, sempre alla Francesca, una piccola iniziativa che abbiamo messo in atto. Grazie ancora, grazie agli organizzatori. Questa per noi è la nostra prima uscita e siamo anche emozionati, quindi grazie. Non vedo europarlamentari in sala, o mi sbaglio? No. E allora andiamo avanti, appunto parlando di Europa, di Europe Direct, ma abbiamo qui un rappresentante del Parlamento Europeo. Abbiamo qui, come è stato prima il Presidente Bellatti, Fabrizio Spada, che è riuscito a venire a trovarci proprio in presenza, quindi grazie, a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, ringrazio in particolare Angelo Bellatti per avermi invitato e non solo per questo, ma per aver dato un taglio molto europeo a questa bellissima manifestazione. Il mondo delle foreste fa parte del più ampio comparto dell'agricoltura, che è una delle politiche principali dell'Unione Europea. È grazie all'Unione Europea che l'agricoltura viene sovvenzionata in Europa, giustamente, perché se non fosse sovvenzionata purtroppo probabilmente, come alcuni di voi sanno, forse non tutti, sarebbe spazzata via dalle produzioni a basso costo dei paesi del terzo mondo. Quindi è importantissimo sovvenzionare l'agricoltura, perché questo permette di salvaguardare il territorio, di salvaguardare l'occupazione, di dare l'autosufficienza alimentare e di fare delle produzioni di qualità, tutte cose che non sarebbe possibile senza un'agricoltura sovvenzionata. In questi mesi è in atto il dibattito sul futuro dell'Europa, che è un dibattito importantissimo e riguarda anche il futuro dell'agricoltura in Europa. Io credo che una manifestazione come questa possa essere l'incontro dei produttori e degli amministratori locali e nazionali, un momento importantissimo
per discutere di questi importanti argomenti. Quindi grazie ancora per l'invito e buon lavoro e buona prosecuzione. Grazie alla collaborazione anche con la Borsa Internazionale del Commercio Elettronico, che nasce strutturale ma inizia proprio con questa manifestazione di Fiera Festa delle Foreste, abbiamo qui oggi presente Sua Eccellenza l'ambasciatore Miguel García Binder, che è rappresentante del Messico presso l'Agenzia delle Nazioni Unite a Roma. Chiamerei qui per un suo intervento in spagnolo e chiederei la cortesia al Presidente della Borsa Internazionale del Commercio Elettronico, Patrizio Baroni, di farci da interprete. Grazie. Buongiorno a tutti, es todo en italiano. Comienzo expresando una disculpa a todos ustedes por no hablar italiano. Si scusa per non parlare italiano, ma lo spagnolo è abbastanza simile. He vivido en Italia por 2 meses y medio. E sono 2 mesi e mezzo che è in Italia. Y prometo que si el año que entra regrese, podamos tomar un prosecco juntos en italiano. Il prossimo anno sicuramente un prosecco assieme parlando italiano. No quiero tomar mucho tiempo porque hablaremos en el evento hoy y mañana. Y solo quisiera reiterar la amistad de México con Italia. Non vi ruberò molto tempo anche perché oggi ho un intervento durante una tavola rotonda e domani un convegno internazionale e quindi vuole rimarcare l'amicizia che esiste fra il Messico e l'Italia. Que no tiene un mejor marco que esta belleza de tierra que ustedes tienen y que recuerda la tierra donde yo nací. E in questo contesto la bellissima terra dove siamo che ricorda la terra dove lui è nato perché anche lui viene dalle montagne. Y estoy seguro que con un evento como este podemos estrechar los lazos entre 2 países que nos unen muchas tradiciones. Grazie a eventi come questi si possono creare delle connessioni fra paesi che hanno molte tradizioni in comune. Y también nos unen muchos retos, entre ellos mantener nuestra biodiversidad y la integridad de nuestros territorios. E anche molti obiettivi, tra cui mantenere la biodiversità e l'integrità dei territori. Les reitero mi amistad, les deseo la mejor de las suertes y espero que en los próximos 2 días podamos intercambiar ideas sobre cómo conservar nuestros recursos y cómo unir a nuestros países. Vi ripropone la sua amicizia, augura questo evento un grande successo e spera che nei prossimi 2 giorni ci sia la possibilità di trovare percorsi comuni per la tutela e la salvaguardia del territorio. Buon auguri, grazie. Grazie a Sua Eccellenza l'ambasciatore e grazie a Patrizio per il suo contributo. E veniamo adesso agli ultimi 2 interventi. Sono gli interventi appunto di chi assieme a Longarone Fiere appunto ha collaborato e a Veneto Agricoltura a questa realizzazione, e grande altro partner è la regione Friuli Venezia Giulia, che è qui anche presente con un bellissimo stand e diversi e molti eventi tematici e dimostrazioni in campo anche. Quindi la parola viene in rappresentanza ovviamente dell'assessore che non è potuto essere qui oggi, il dottor Rinaldo Comino, che è anche ovviamente direttore del corpo forestale delle foreste e del corpo anche forestale della regione Friuli Venezia Giulia. Rinaldo, a te la parola. Grazie. Allora, un saluto da parte dell'assessore, anche per nome della Giunta, è un assessore impegnato appunto per l'attività di Giunta. Io ringrazio tutti gli amici della Regione Veneto, di Veneto Agricoltura, il dottor Bellati, tutto il suo staff, tutti i collaboratori. Questi sono eventi fondamentali, siamo nel nord-est, è stata citata l'Europa, mi sono piaciute moltissimo le parole di Marco Bussone. Abbiamo fatto molte cose insieme, si vede, si comincia a respirare anche ambito europeo per chi segue le foreste da un po' di tempo. Dobbiamo continuare a lavorare molto di più ancora sul capitale umano. Noi qui ci intendiamo, dobbiamo cercare di unire come messaggio proprio politico la pianura, la città con quello che c'è nella montagna. Se non risolviamo questo tema politicamente non riusciamo a costruire
per avere quello che ci serve. Qui c'è ancora molto da imparare. In Europa, nell'arco alpino, questi sono temi già molto più condivisi. Su questo dobbiamo anche approfittare del fatto che siamo in una posizione geografica ideale, perché abbiamo le porte con un contesto dell'Alto Adige, del Trentino, della Carinzia, diciamo di quella che era l'Europa una volta, della Slovenia, della Croazia, eccetera, dove questi temi sono un po' più conosciuti e un po' più condivisi. Siamo incardinati nell'agricoltura, questo va bene, ma ricordiamoci sempre che in ambito italiano per fare gestione forestale abbiamo a che fare con norme di tipo ambientale e con questo vuol dire che le direzioni generali nazionali e europee dell'ambiente sono interlocutori fondamentali per poter fare quello che tutti noi oggi abbiamo. Bellissimo, ringrazio tutta la parte anche, diciamo così, sta sotto il Firenze Giulia, l'Istituto Culturale, il cluster del Legno Arredo Casa a Piemonte, tutti i miei collaboratori dell'assessorato. Auguro tutti buon lavoro e penso che potremo sicuramente proseguire molto bene da qui in avanti, ripetendo questi eventi. Grazie. Grazie al dottor Comino. La Regione, anche Veneto, ha creduto fortemente a questo evento, attraverso Veneto Agricoltura lo ha supportato in maniera straordinaria, ci ha ospitato qui in questo bellissimo contesto e quindi io lascio la parola adesso a chi chiuderà questa serie di interventi, ossia qui il rappresentante della Regione, della Giunta, del governatore Zaia, l'assessore Cristiano Corazzari, l'assessore alla caccia e pesca e anche alla cultura. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Naturalmente per me è un piacere, dopo aver ascoltato questi interventi, unirmi ai saluti e ai ringraziamenti a tutte le autorità presenti, che vedo sono altamente qualificate, e naturalmente agli organizzatori di questo evento, in particolar modo sottolineo il lavoro fatto da Veneto Agricoltura, dal direttore, da tutto il suo staff e da Veneto Fiere. Porto anche i saluti naturalmente dei miei colleghi di giunta, l'assessore Caner per la parte agroforestale, dell'assessore Bottacci per la parte ambientale e di tutti gli altri miei colleghi. Il tema delle foreste è un tema assolutamente importante, non solamente contestualizzato nell'ambito montano, ma per tutta la regione, per molti motivi. Parlare di foreste ed in particolar modo parlare di questa foresta, la foresta del Consiglio, ha una valenza che può essere declinata sotto aspetti tra di loro molto diversi ma fortemente legati. Abbiamo avuto la possibilità di ricordare il valore che questa foresta ha e ha avuto nella storia per Venezia, per il Veneto, per la nostra comunità. Abbiamo presentato proprio 2 giorni fa alla Mostra del Cinema di Venezia, in un evento collaterale, un docufilm curato da Rai Storia su Francesco Morosini, sul Doge, condottiero, grande ammiraglio della Marina veneziana, che portò lustro e diede la forza di Venezia nel bacino del Mediterraneo e nel mondo. Ebbene, dietro a questa flotta, dietro questa maestria, dietro questa sagacia e questo sguardo di Venezia verso il mondo, verso l'Oriente, c'era il lavoro di chi gestiva e custodiva le nostre foreste ed in particolar modo le foreste del Bellunese. Ragione per cui appare anche del tutto evidente come anche da un punto di vista del messaggio culturale e delle azioni vi sia un legame fortissimo tra quello che è il destino di una comunità, di chi vi lavora e della nostra montagna, seppure parliamo di mare, seppure parliamo di luoghi lontani dell'Oriente. Ragione quindi che ci fa contestualizzare questa festa delle foreste all'interno delle celebrazioni dei 1600 anni di Venezia, che ci fa anche comprendere come gli eventi che sono accaduti anche recentemente, è stata citata dalla lettera di saluto del presidente Zaia, la tragedia di Vaia, che ci ha fatto comprendere quanto importante sia la gestione del nostro patrimonio boschivo forestale. In questo senso io vorrei sottolineare un concetto, il tema della gestione.
il tema della cura del nostro territorio, che vale per le foreste come per le nostre aree naturali protette, ma come per tutto il nostro territorio, da un punto di vista idrogeologico, da un punto di vista di tutela ambientale, da un punto di vista di sviluppo di un concetto di sviluppo sostenibile. Ebbene, qui abbiamo una buona pratica millenaria, un esempio di buona cura, di buona gestione, di presenza dell'uomo che con la propria opera costante e perseguendo degli obiettivi condivisi ha rappresentato un valore per il territorio e per tutta la comunità e ha dato la possibilità a questa foresta di essere quello che è oggi. Mi fa molto piacere, ma è anche un'eredità importante per Veneto Agricoltura, essere il gestore di quest'area. Dobbiamo poter portare avanti questo percorso con adeguatezza come è stato fatto nel passato. E questo lo possiamo fare solamente con il lavoro di tutte le istituzioni, di tutti i soggetti interessati. Avete detto tantissime cose, tra l'altro io sono proveniente dalla provincia più lontana, forse dico dalle terre del Delta del Po, però mi rendo conto, proprio perché vivo le stesse problematiche su territori diversi, di come sia importante l'interazione tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e l'ambiente, tra lo sviluppo e le attività umane e il territorio su cui queste si svolgono. È un concetto che va fortemente ribadito soprattutto a fronte di alcune ideologie, di alcune impostazioni che vedono nella presenza, nell'opera, nel lavoro dell'uomo un elemento negativo. Questo va assolutamente respinto. Il concetto che vuole è vedere l'uomo fuori, lontano dalla natura, estraneo ad un concetto di convivenza, penso sia non solo un concetto sbagliato, ma è un concetto assolutamente dannoso, se non devastante. Laddove non c'è l'opera dell'uomo, non vi è natura, non vi è equilibrio ambientale, vi è l'abbandono, vi è il degrado, vi è il decadimento dei territori. E questo purtroppo lo abbiamo vissuto in ampie parti anche nella nostra montagna. In questa direzione quindi il messaggio che questo festival dà è quello di una grande alleanza, di una grande sinergia di tutti noi per la montagna, per la gestione e l'amore nei confronti del nostro territorio e delle nostre foreste e soprattutto con uno sguardo forte rivolto al futuro di questi territori. Grazie. Grazie all'assessore Corazzari, parole assolutamente condivisibili, per cui si sta lavorando in questo modo. E ora c'è la parte appunto dove di approfondimento. Questo è anche un momento per approfondire diciamo, un aspetto anche tecnico di questo mondo forestale in ottica ambientale, ma anche appunto in ottica di suggerimenti all'Europa per migliorare e per crescere insieme. Quindi chiamerei qui adesso il nostro presidente del Comitato Tecnico Scientifico di questa edizione del Festival, che è il professor Raffaele Cavalli, che modererà un tavolo, una rotonda, un tavolo tecnico per il futuro dell'Europa. Io tra l'altro avrei già collegato qui il dottor Marco Nida, appunto di rappresentanza europea, e chiederei alla cortesia di farlo parlare magari per primo il professor Cavalli, perché purtroppo poi ecco, deve scollegarsi. E qui. Vuole sedersi? No? Va bene. Gestisce il microfono. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Dopo i saluti e l'introduzione, cadiamoci un po' più nella pratica e gli organizzatori mi hanno dato questo compito di moderare la tavola rotonda, però due paletti erano già stati piantati nel terreno. Uno, il titolo della tavola rotonda, e secondo, la tempistica. Quindi sarà una tavola rotonda in cui i partecipanti avranno modo di esprimere dei concetti legati evidentemente al ruolo che vestono nella propria organizzazione e cercare poi di fare una sintesi. Il titolo, per chi non avesse prestato attenzione, è Il futuro del mondo forestale in Italia e in Europa, il cambiamento climatico e l'ambiente. È vero, è stato detto che c'è una strategia europea in FIARI, un piano strategico in preparazione a livello nazionale che già daranno delle indicazioni importanti per quanto riguarda il futuro, però ognuno di noi è complice di questo futuro. È una persona attiva per cercare di indirizzare nel modo migliore
lo sviluppo di questo importante settore, come è stato richiamato più volte. Mi è piaciuto sempre che il fatto che sia stato ricordato che non si tratta solo di un bene di tipo naturale o naturalistico, ma anche di una risorsa. Risorsa che, come, scusate se ripeto, richiede la presenza dell'uomo. Ecco, detto questo, io allora, visto che i tempi sono ridotti, darei la parola al dottor Marco Omida in rappresentanza della Commissione europea, in particolare della DG Ambiente. Buongiorno, mi sentite? Perfettamente, sa che a 7 minuti. Buongiorno a tutti. Grazie Cavalli, grazie agli organizzatori per avermi invitato a iniziarmi qualche cenno in questi 5 minuti. Come lei ha detto, c'è una strategia europea, in realtà la strategia europea sulle foreste non è più ieri, ma la strategia europea sulle foreste è approvata lo scorso 16 di luglio e mio piacere darvi qualche indicazione sull'approccio europeo alle foreste. In particolare quello che stiamo vivendo a livello europeo sulle foreste è una fase completamente diversa dal passato, perché è vero che il mondo forestale è un mondo antichissimo, pieno di conoscenze e di esperienze, è anche vero che il mondo forestale, le foreste in particolare, si sono trovate negli ultimi 2 decenni al centro dei dibattiti sulle 2 grandi crisi sanitarie e urgentissime alle quali dobbiamo fare fronte, che sono la crisi climatica e la crisi di biodiversità, che sono, come si usa dire da queste parti, 2 facce della stessa medaglia, strettamente collegate. È possibile sfruttare i cambiamenti climatici senza proteggere la biodiversità diversa. Abbiamo visto proprio che tocchiamo con un'attenzione dell'opinione pubblica per le foreste è aumentato fortissimamente. Il tempo, qualche anno fa, si occupava soprattutto di deforestazione dal punto di vista dell'opinione pubblica, Amazzonia, deforestazione, Indonesia, eccetera. In realtà adesso i cittadini europei hanno dimostrato di avere un'attenzione e un attaccamento alle foreste incredibile, lo vediamo dal numero di sollecitazioni, di lettere che vengono inviate ai commissari europei. Quindi ci siamo trovati a dover ripetere la strategia europea sulle foreste, che europee sulle foreste sono 19, ma sono soprattutto strategie sulla quella che in inglese si chiama la forestry, cioè sulle foreste dal punto di vista della silvicoltura. Adesso abbiamo un contesto completamente diverso, dove non possiamo più parlare di silvicoltura, ma dobbiamo parlare di foreste multifunzionali, dove ovviamente la silvicoltura, l'utilizzo delle foreste a fini economici è una parte importante, ma non è il tutto. Le foreste sono fondamentali sia dal punto di vista della rimozione e riduzione delle CO2, assorbimento e soprattutto stoccaggio del carbonio. Metà del peso di un albero è carbonio, non è soltanto negli alberi, ma è soprattutto nel suolo delle foreste, il carbonio, e ovviamente l'importanza delle foreste dal punto di vista della biodiversità. Per questo motivo il cosiddetto piano europeo, European Green Deal, che è la prima dell'attuale Commissione europea entrata in funzione nel novembre del 2019 dal Presidente von der Leyen, poi è andata a le priorità della Commissione, la prima priorità del Green Deal europeo, il patto verde europeo, e la comunicazione sul patto verde europeo sul Green Deal approvata l'11 dicembre, esattamente più o meno 2 anni fa, del 2019, mette in luce proprio il ruolo delle foreste nell'ambito appunto del Green Deal. Agenda che è stata poi confermata con la nuova strategia sulla biodiversità nel maggio del 2020 e che ha portato poi all'adozione di una nuova strategia europea sulle foreste, che è una joint venture su cui abbiamo 3 servizi in fila alla Commissione europea, l'ambiente, il clima, proprio per sottolineare la
approccio multifunzionale alle foreste. 2 parole soltanto, visto che molto poco, su quelli che sono i contenuti di questa strategia forestale. L'ho già detto, abbiamo una prima parte sul supporto alle funzioni economiche delle foreste e foreste intese come modo di mantenere la vitalità delle zone rurali, la bioeconomia, all'interno però dei limiti di sostenibilità. E qui abbiamo azioni previste sia per l'utilizzo del legno, in particolare prodotti di lunga durata, che quindi mantengono il carbonio al proprio interno praticamente prodotti da costruzione. Abbiamo una parte sulla necessità di rendere il legno nella bioenergia più sostenibile. Abbiamo una parte dedicata al reddito da foreste, ma non da vendita di legno, ma da offerta di altri cosiddetti servizi ecosistemici, compreso l'ecoturismo, e abbiamo una grossa parte sullo sviluppo di nuove competenze sia a livello di scuole che a livello di professione per fare fronte nel mondo forestale alle nuove sfide. Questa è la parte socio-economica, a cui si accompagna adesso diciamo peso elementi molto innovativi, la parte sulla protezione, la restaurazione, il ripristino e l'aumento sia della quantità che il miglioramento della qualità delle persone che non versano in ottime condizioni, come ci dicono i dati che sono trasmessi dagli stessi Stati membri dell'Unione Europea nell'ambito della legislazione sulla biodiversità. Le foreste europee non versano in ottime condizioni di biodiversità, con soltanto un quarto più o meno degli ecosistemi forestali in buono stato di conservazione, sia per ragioni legate alle climatiche che per ragioni legate alle politiche forestali, soprattutto in alcuni paesi, non è necessariamente il caso dell'Italia, ma abbiamo soprattutto nella regione biogeografica boreale con una gestione forestale che è particolarmente riguardo alla biodiversità. Quindi sono previste tutta una serie di azioni per la protezione innanzitutto delle foreste, delle ultime foreste primarie e foreste vetuste che devono essere sottoposte a protezione strict protection in inglese, non mi viene il termine in italiano, protezione più restrittiva della protezione normale, azioni previste per rendere management di foreste più adatto ad avere foreste resilienti e sane, quindi quello che riguarda quello che si chiama il continuous forest o cross to nature, cioè la gestione forestale più vicina alla natura. Abbiamo un piano di riforestazione con l'obiettivo di piantare 3 miliardi di alberi aggiuntivi rispetto a quelli che crescerebbero comunque da qui al 2030. E poi vi è tutta una parte sui incentivi finanziari, molto importante, per garantire reddito ai proprietari forestali e ai gestori forestali a continuazione dei redditi anche alla luce delle commodità. Utilizzo di cosiddetti pagamenti per servizi ecosistemici, accesso a fondi europei. Poi abbiamo tutta una serie di altre misure di accompagnamento come ricerca, come osservazione, e in questo ambito è prevista l'approvazione nei prossimi mesi di una proposta legislativa per riprodurre un europeo di osservazione e monitoraggio delle foreste che esisteva dal 2006, ma Forest Focus è stato discontinuato e in realtà oggi abbiamo un problema di compatibilità dei dati di osservazione delle foreste e dello stato delle foreste in Europa, per cui l'idea è quella di introdurre un documento legislativo per portare a un meccanismo europeo armonizzato appunto l'osservazione e il monitoraggio delle foreste. Trovate tutti cioè tutte la bella di marcia delle azioni previste dalla strategia europea
Commissione Europea oggi in tutte le lingue, quindi fino a ieri da oggi sul sito, compreso l'italiano, quindi i dettagli di tutte le misure previste. E concludo dicendo che per l'attuazione di questa strategia la Commissione punta sull'appoggio e la partecipazione attiva di tutti i attori coinvolti, quindi il mondo forestale, il mondo delle istituzioni, la società civile, il mondo dell'ambientalismo, proprio perché il raggiungimento di questo approccio multifunzionale e per affrontare degnamente che aspettano per il futuro e ovviamente un approccio integrato alla partecipazione di tutti. Per cui ben vengano anche le iniziative di quella soprattutto sulle foreste. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un momento dei lavori. Grazie a lei. Grazie per questa europea. Proseguiamo con la nostra tavola rotonda, rimaniamo sempre a livello europeo, richiamo al tavolo il dottor Fabrizio Spada, già stato presentato prima. A lei la parola. Eccolo qua. Spero che sono più pronto. No, senza dubbio, come accennavo prima, l'importanza delle foreste che fanno parte del più ambito dell'agricoltura è ben presente per l'Unione Europea. Volevo leggervi qualche dato giusto per avere una visione. In Europa ci sono 158 milioni di ettari di foreste, che rappresentano il 5% della superficie forestale mondiale. Alcuni paesi, le foreste più importanti sono situate in alcuni paesi che sono la Svezia, Finlandia, Spagna, Francia, Germania e Polonia. Il dato positivo è che tra il 1990 e il 2010 è aumentata la superficie forestale in Europa di 11 milioni di ettari. Questo grazie all'espansione naturale e alle azioni di rimboschimento. Quindi questo è un dato molto positivo. Naturalmente tutti noi sappiamo che le foreste sono importantissime perché svolgono sia un ruolo ambientale che un ruolo economico e sociale. Dal punto di vista ambientale contribuiscono alla protezione del suolo, come tutti sappiamo, quindi contrastano l'erosione, partecipano al ciclo dell'acqua e favoriscono naturalmente la biodiversità delle specie animali. Dal punto di vista economico, l'indotto del settore forestale rappresenta circa l'1% del PIL. Ora, quindi una parte economica molto importante. Nei trattati europei chiaramente non viene espressamente citato il settore forestale, che però fa parte dell'ambito agricoltura e quindi parte della politica forestale resta soprattutto l'appannaggio degli Stati membri. Voi sapete che alcune politiche sono demandate all'Unione Europea, per esempio l'agricoltura, il commercio estero, altre politiche sono strettamente degli Stati membri, come la politica della difesa oppure la politica fiscale. È comunque un settore che godrà tantissimo del Green Deal, cioè di questo accordo che è stato fatto ed è stato approvato quest'estate, che vuole ridurre le emissioni nocive in Europa, cosa che è importantissima anche per le foreste. E dal punto di vista del Parlamento europeo questo Green Deal ha avuto 400 voti favorevoli e 200 contrari. Ora è curioso perché chiedere, ma per me è un provvedimento che chiaramente a favore dell'abbassamento dell'inquinamento dovrebbe trovare 200 parlamentari che votano contro. Perché il Green Deal, su quale tutti concordiamo, cioè la riduzione delle emissioni nocive, avrà comunque dei costi economici e sociali. Voi pensate per esempio che alcune filiere per la produzione di automobili che oggi occupano molte persone, sono molto presenti anche nel nostro paese, con l'avvento per esempio dell'auto elettrica diminuiranno di molto l'occupazione, comunque si sposteranno i settori, quindi alcuni parlamentari per tutelare questi settori hanno votato contro. Però naturalmente il fatto che si voglia ridurre l'inquinamento e le emissioni è assolutamente molto positivo nel lungo periodo. È una politica che va sostenuta naturalmente. Quindi l'Unione Europea opera in questo senso,
con politiche specifiche che sono state illustrate dal collega Nida precedentemente. Voi sapete che a livello istituzionale Parlamento e Consiglio europeo sono i due legislatori, mentre la Commissione europea è l'organo esecutivo, cioè quello che mette in pratica le politiche che vengono decise dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Quindi la sinergia delle istituzioni fa sì che anche il settore forestale sia molto tutelato. Come accennavo prima nei saluti, mi ha fatto molto piacere che questa bellissima manifestazione che è venuta qui al Consiglio abbia ben presente la dimensione europea, che è molto importante, e sono anche contento dell'azione di Europe Direct, che come sapete è tutta una rete di organismi che fa la cinghia di trasmissione fra le istituzioni europee e il territorio per dialogare meglio con i cittadini e spiegare cosa l'Europa fa per i cittadini, cosa che non sempre viene molto spiegata. I nostri uffici in Italia delle istituzioni europee, Commissione e Parlamento si occupano soprattutto di comunicazione nei confronti dei cittadini per spiegare le politiche europee. È un lavoro molto difficile perché tante volte non vengono proprio conosciuti. Innanzitutto trovo che nel nostro paese a livello di educazione civica sia molto carente la spiegazione delle differenti istituzioni sia italiane che europee. Se voi chiedete a una persona per sapere cosa fa il Consiglio, cosa fa il Parlamento europeo, ma anche cosa fa la Corte dei Conti italiana, poche persone sanno rispondere. Sicuramente dovrebbe essere potenziata questo tipo di educazione, perché quelle persone, non essendo informate o conoscendo, si fanno delle, diciamo, idee negative sulle politiche e non riescono bene a percepire invece l'importanza delle istituzioni e delle politiche che vengono poste in essere. Quindi la prima azione importante di questa è anche un convegno come questo che ha gli stand degli Europe Direct sul territorio, contribuisce senza dubbio a migliorare la percezione del cittadino nei confronti di queste politiche. E poi naturalmente va aumentata anche la sensibilità, vanno informati i cittadini sulle occasioni che ci sono a livello europeo, ci sono un sacco di parchi che non vengono sfruttati dall'Italia proprio perché non vengono conosciuti. Noi cerchiamo un po' di spiegare questo. Abbiamo un organismo che si chiama Eurobarometro che fa spesso dei sondaggi tra i cittadini per capire il livello di conoscenza, il livello di gradimento delle istituzioni. Abbiamo notato che il minimo storico del gradimento delle istituzioni europee è stato raggiunto circa 2 anni fa. Poi dopo l'avvento del Covid si è vista una certa concertazione europea nel combattere soprattutto la crisi economica che ne è pervenuta, la percezione è sicuramente migliorata, però molto resta ancora da fare. Quindi sono contento che anche in un'occasione come quella odierna ci sia l'occasione di divulgare un po' le politiche comunitarie a questo livello. Io avrei concluso il mio intervento. Grazie a voi. Dal dottor Spada richiamo quindi Francesca Vianello dell'Europa Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia e Alberto Peterle dell'Europa Direct Montagna Veneta. Definirei ambasciatori o comunque facilitatori di questo collegamento tra le realtà regionali e territoriale e l'Europa. Ringrazio il professor Cavalli e ringrazio Fabrizio Spada che ha introdotto il ruolo di Europe Direct sul territorio e appunto quando dico territorio mi riferisco a tutto il territorio europeo. L'Unione Europea ha una rete capillare di informazioni, di centri di informazione appunto su tutti i 27 Paesi membri, entrando nei territori con dei centri informativi che sono davvero a disposizione dei cittadini, in un processo di comunicazione a 2 vie, nella quale noi cerchiamo di adattare i messaggi, le politiche, i principi generali dell'Unione Europea al territorio nel quale insistiamo, nel quale ognuno dei nostri centri è inserito, tant'è che appunto questi antenni, questi punti informativi sono presso organizzazioni e istituzioni del territorio. In Veneto sono nel Comune di Venezia, che con la sua rete
veneta è vicino ai cittadini, è l'ente più vicino, ma il processo di comunicazione ha un feedback a due vie. E quindi i cittadini possono vedere nei nostri centri di Europe Direct dei luoghi dove dare il loro contributo al progetto europeo. E in questo specifico momento mi riferisco al COFE, alla conferenza sul futuro dell'Unione. A maggio è stata inaugurata per un anno questa iniziativa, che è un vero e proprio esperimento di democrazia partecipativa che parte dai cittadini. Tutti i cittadini europei, noi tutti lo siamo nel momento in cui nella nostra carta d'identità c'è scritta l'appartenenza ad una dei 27 paesi membri, siamo anche cittadini europei, in quanto tali possiamo partecipare a questo processo di democrazia. Nella quale noi cosa possiamo fare come cittadini? Dico noi perché io stessa posso essere fruitrice, possiamo dire la nostra su tutta una serie di tematiche, come innanzitutto con una grande piattaforma virtuale nella quale tutti i nostri commenti sono automaticamente tradotti in tutte le 24 ufficiali lingue dell'Unione Europea. In modo che è una fora in cui parlare tra di noi, contribuire, dare le nostre idee e dibattere su quelle degli altri. Il livello virtuale è il primo livello, che è quello in cui io invito tutti a prendere il cellulare e a iscrivere a questa piattaforma. Il mio compito per quest'anno è di farvi entrare in questa assemblea pubblica virtuale, perché l'Europa è grande. Da questa poi ci sono degli incontri, vengono scelti dei rappresentanti e tutte queste idee, è una grande piramide che porta a delle idee in cui la gente le dirà alle istituzioni, Parlamento, Commissione, Consiglio. E potrebbero addirittura avere un impatto sulla trasformazione dei trattati. Non è mai stato, è un vero e proprio esperimento e non è solo un esercizio di democrazia. Nei nostri stand, che sono esattamente oltre questa vetrata di Europe Direct Montagna Veneta e Europe Direct Venezia Veneto, potete lasciare la vostra idea o quantomeno intanto informarvi come farlo. Perché i diritti e le opportunità, ed è questo il compito di Europe Direct, se non le si conosce non le si può far valere. I propri diritti, se uno non li sa, non può pretendere che vengano rispettati. Le opportunità, se nessuno ce le spiega, dalle opportunità di finanziamento alla mobilità europea, legate ai giovani, ma non solo, non possiamo approfittarne. E tutto ciò lo facciamo insieme, perché da soli siamo delle isole che non hanno senso se non unite in una costellazione. E quindi do la parola al nostro Europe Direct gemello, che è giovane ma in quanto tale ha un sacco di energia nuova da portare nella rete qui in Veneto. Grazie a Francesca e grazie a tutti quanti voi. Cercherò di aggiungere alcune cose, poche in vero, perché veramente la Francesca è riuscita a, diciamo così, descrivere nel migliore dei modi in che cosa consiste un po' la nostra presenza qui oggi e la nostra azione. E nello specifico noi appunto ci chiamiamo Sportello Europe Direct Montagna Veneta e come tale non potevamo assolutamente esimerci, diciamo così, da cogliere questa opportunità per cercare di fare un sondaggio e soprattutto da cercare di rendere consapevoli tutti coloro i quali operano nell'ambito della filiera forestale di questa grande possibilità di cui prima parlava Francesca, cioè la possibilità di dare la propria idea, di dare il proprio suggerimento, di dare le proprie impressioni nei confronti, diciamo così, del grande tema ambientale, del grande tema che sta all'interno della priorità europea del Green Deal, proprio qui in questo contesto dove c'è la possibilità di incontrare operatori, istituzioni e anche cittadini che hanno a cuore e interesse il mondo forestale e la filiera. E l'abbiamo voluto fare in una logica assolutamente di partenariato, non soltanto con lo Europe Direct di Venezia, ma anche con l'Università di
Padova, in particolar modo con il Dipartimento TESAF. Infatti questa raccolta, diciamo così, di propositi non sarà, come dire, soltanto legata all'importantissimo ruolo di essere caricata nel portale della conferenza dell'Europa, ma farà parte di una ricerca finalizzata a una tesi di laurea che proprio con il Dipartimento TESAF e con uno studente del Dipartimento TESAF è in corso, e quindi forse anche qualcuno di voi incontrerà Lorenzo, il ragazzo che si sta appunto laureando e che cercherà di andare in cerca un po' di questi sentimenti, diciamo così, di questi pareri, di queste idee nei confronti di alcune domande chiave che verranno suggerite e verso le quali vi chiedo di prestare la vostra sicuramente autorevole posizione, oltre che avere uno stand dove tutti coloro i quali saranno interessati si possono trovare. Quindi avevo voluto cercare anche di essere un po' più dinamici nel coinvolgimento, non soltanto stando ad aspettare qualcuno, ma anche andando, diciamo così, a coinvolgere la gente. Questo aspetto qui è molto importante, per noi è una grande sfida, cioè riuscire come sportelli non soltanto ad attendere le persone, ma andare dalle persone. Questo è un aspetto che può sembrare banale nella sua semplicità, ma è essenziale, perché su questo ambito qua noi vogliamo cambiare, diciamo così, un po' la politica comunicativa. Speriamo che questo ci porti bene e che si riesca veramente a raccogliere i sentimenti, diciamo così, della gente. Grazie. Posso permettermi di invitarvi tutti dal 20 di settembre a Venezia, Festa dell'Europa 2021, pensare europeo da 1600 anni. Siete tutti invitati, nel nostro stand c'è il programma, fino al 10 di novembre ci sono varie occasioni legate sia al Green Deal che alla conferenza sul futuro dell'Unione. Siete tutti i nostri ospiti. Grazie, bisogna sapere approfittare di queste occasioni. Bene, scendiamo un attimo di livello, ma non di importanza, andiamo a livello regionale e chiamo la dottoressa Silvia Maier, direttore del Polo Foreste e Silvicoltura della Regione del Veneto. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Effettivamente scendiamo di livello, arriviamo a livello più vicino a questa foresta, a livello locale. Come Regione Veneto abbiamo l'onore di essere eredi di questa foresta, che è l'esito di secoli e secoli di silvicoltura, e proprio dalla silvicoltura, visto che è la mia materia di competenza, vorrei partire per questi miei brevi spunti. Quando come forestale italiano, forestale veneto, forestale veneziano, sono nata a Venezia e quindi porto anche questa eredità storica di gestione multifunzionale delle foreste, quando parlo di silvicoltura, come appunto forestale di qua, do per scontata la silvicoltura sostenibile, nel senso che la nostra tradizione è molto diversa da quella che c'è in altre zone europee ed è una tradizione basata da secoli sulla sostenibilità. Non per niente, dopo secoli di gestione produttiva, a scopo produttivo, perché la foresta di Transilio serviva a Venezia per fare i remi, altre foreste servivano per fare le navi, eccetera, possiamo consegnare adesso all'Europa una delle foreste con la maggiore biodiversità presenti non solo in Italia ma anche in Europa. Quindi la silvicoltura che si fa qua non ha nessun problema a confrontarsi con le esigenze di tutela ambientale volute dall'Europa, ma una silvicoltura che in questo momento io credo sia un punto di svolta, nel senso che abbiamo toccato con mano, soprattutto qua in provincia di Belluno, gli esiti, non è che siano direttamente gli esiti, ma sono gli estremismi climatici. Cosa portano gli estremismi climatici di questo periodo di cambiamento climatico che stiamo vivendo? La tempesta Vaia ha devastato decine di migliaia di ettari nel Triveneto e ha creato delle ferite facendoci vedere dei fenomeni prima non visti, che però nel tempo ci dovremo aspettare, fenomeni che poi ne innescano altri, nel senso che sulle foreste
colpite da vaia, adesso assistiamo alle infestazioni di questo insettino, il bostrico, che è un parassita, diciamo, che approfitta della debolezza delle foreste e che sta rischiando di fare in alcune zone molti più danni di quelli delle stesse foreste. Dico questo perché questi sono fenomeni che nei dinamismi forestali naturali sono normali e permettono appunto l'evoluzione anche naturale delle foreste verso ecosistemi più stabili e più resistenti, ma nei nostri territori ci impongono a vedere la silvicoltura in maniera diversa, a pensare, ad uscire anche da quello che abbiamo studiato, perché qua in Cansiglia ci guardiamo attorno e la silvicoltura che magari è stata portata avanti per secoli, cambiando magari obiettivi, cambiando i prodotti legnosi che si ritraggono, ma con una costanza di elementi di tipo stazionale, climatico-ambientale. Adesso dovremmo pensare alla silvicoltura, su come ripristinare queste aree di vaia o come pensare alla silvicoltura nel futuro, non solo pensando, come ha sempre fatto il silvicoltore, che le decisioni che prende oggi avranno i loro effetti tra 50-100 anni, ma dovremmo anche iniziare a pensare a come sarà il clima tra 50-100 anni. Le cenose che ho adesso sono le stesse piante che devo impiantare negli imbostimenti, sono le stesse che conoscevo, che ho studiato andare bene per questa stazione climatica, o dovrò pensare a delle piante più adattate a climi più aridi, e queste sono delle sfide del tutto interessanti per la silvicoltura che io spero che con l'aiuto della nostra Università di Scienze Forestali di Padova, del Dipartimento TESA, che veramente ci supporta dal punto di vista delle ricerche, riusciremo ad affrontare in maniera di preservare questo nostro asset, questo nostro valore. Le sfide della silvicoltura non sono solo queste, nel senso che non sono solo i cambiamenti climatici che impattano sulla gestione del bosco, ma sono anche altre dinamiche di tipo globale, la globalizzazione, la pandemia, che impone delle modifiche a valle della filiera che nasce nel bosco, nel mercato del legno ad esempio, che impattano grandemente a ritroso anche sulla nostra economia e sull'economia della filiera che va vista come un tutt'uno, non c'è la silvicoltura e il resto. Questa stanza che vediamo così bene arredata per i prodotti dello stesso bosco del Cansiglia è un esempio di come la silvicoltura non è fine a se stessa, ma va vista fino a dove entra nelle nostre case, fino a dove il legno si trasforma in mobili, in suppellettili, in energia a volte. Speriamo quello di scarto, non quello di buona qualità, anche in questo c'è molto da lavorare, e a volte qualche albero è così fortunato da diventare un violino ed esprimere quello che abbiamo sentito questa mattina. A fronte di tutte queste dinamiche, questi eventi che possono sembrare eccessivi da poter affrontare, abbiamo però dei fari che sono la strategia forestale dell'Unione Europea, che è stata pubblicata a metà luglio, quindi è questa che ci dà degli indirizzi evolutamente non solo per la gestione forestale, ma anche ci sono indirizzi su come usare il legno, sull'allungare la vita del legno. E abbiamo il testo unico per le foreste che ci dà un contesto normativo nell'ambito del quale possiamo lavorare, e abbiamo infine la strategia nazionale forestale. Dico infine, ma non è la fine, perché poi, e vengo qua al ruolo della regione, la regione ha il ruolo di prendere questi indirizzi e posarli a terra, nel senso che deve adattare le strategie di più alto livello alle esigenze locali, deve individuare degli obiettivi e deve soprattutto trovare degli strumenti che sono le risorse finanziarie che spesso messe a disposizione la stessa Europa, oppure tradotte in piani nazionali. È un peccato a questo proposito che nel PNRR ci sia così poco di specifico per le foreste. C'è un'iniziativa di forestazione, di impianto di 6.600.000 nuove piante, però per le foreste esistenti effettivamente bisogna cercare un po' nei meandri di altre iniziative qualche possibilità di finanziamento. Ma ci sono altre fonti finanziarie, è stato citato, le foreste sono incardinate nell'agricoltura, l'agricoltura ha un fondo che è quello dello sviluppo rurale, attraverso il quale si è finanziato molto sulle foreste, ma dobbiamo guardare
al di là di questi fondi e avere una visione non solo di foresta ma di filiera, e quindi a mio avviso è necessario cominciare a intercettare i fondi del Profest, i fondi FESR, quelli dello sviluppo anche industriale, nel senso che non ci può essere una gestione forestale se non c'è quello, se non ci sono i passaggi che sono a valle della gestione forestale, ovvero se il legno non trova uno sbocco di trasformazione, uno sbocco di mercato. Le risorse che dobbiamo intercettare, e ci sono risorse anche molto più importanti che lo sviluppo rurale, possiamo trovarle anche là. Ma per trovarle bisogna che noi forestali, noi che ci occupiamo di foreste, facciamo sentire la nostra voce, facciamo sentire le esigenze, perché le risorse dell'Unione Europea intercettano fabbisogni che devono essere espressi dagli stakeholder. Quindi io credo che questo contesto sia il contesto ideale per creare delle sinergie lungo la filiera, per far sì che la voce dei forestali non sia solo chiusa qui in Cansiglia, in questo meraviglioso ambiente, a parlare tra esperti di foreste, ma che riesca a trovare dei collegamenti lungo tutta la filiera. Ecco, la sfida della regione, il ruolo della regione deve essere proprio questo, quello di essere uno snodo per riuscire a raccogliere le voci, a raccogliere le esigenze, a creare i collegamenti, a parlare con gli altri settori, in modo da poter fare una buona strategia, una buona pianificazione di utilizzo delle risorse disponibili che diano effettivamente valore a quell'asset meraviglioso che sono le nostre foreste. Spero di non essere stata troppo lunga. Regione Friuli Venezia Giulia, chiamando l'amico Rinaldo Cumino, che ci è stato detto il direttore del servizio foreste del corpo forestale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, oltre che essere un forestale. Grazie Raffaele, è un piacere rincontrarti in questa sede. Faccio partire anche il mio cronometro. Allora, io sono molto contento e devo dire, quando ho detto un po' prima e lo ribadisco qui, parlare di foresta in questi termini, in questo modo, in questo contesto, in modo così diffuso e non solo tra esperti, mi fa dire che anni e anni di lavoro, con Raffaele lo abbiamo fatto alla scuola forestale di Paluzza, che è la scuola che abbiamo in Carne della regione, per le attività forestali, ha prodotto dei risultati positivi. Cioè, questo è un modo molto europeo di parlare di foreste. Tutto questo, visto che parliamo del futuro del mondo forestale in Italia, cambiamento climatico, eccetera, però è avvenuto perché siamo riusciti a riportare il legno centrale nelle politiche forestali. Non è la funzione produttiva del legno inteso in senso classico, ma abbiamo per troppi decenni parlato di Italia ricca di boschi poveri. Non abbiamo fatto gli investimenti che sull'arco alpino, non parlo degli ambienti mittel o centro-europei o non europei, che intanto sulle Alpi si facevano. Però il lavoro che è stato fatto su tavoli diversi con le regioni, il cui ruolo è fondamentale nella collaborazione con lo Stato per fare le sinergie necessarie, per portare la cultura della gestione attiva delle foreste, che non si fa solo per decreto, ma si fa accompagnando investimenti importanti di infrastrutture viarie, di meccanizzazione, di conoscenza, di mercato, tutto rigidamente dentro paletti di sostenibilità ambientale non dichiarata ma tracciata e certificata. Ecco, con questo modo noi sicuramente riusciremo a dare risposte multiple al nostro contesto montano. Multiple inteso in senso di occupazione, inteso in senso di tutela reale del territorio sotto il profilo idrogeologico, contributo effettivo a tutti gli strumenti che l'Unione Europea sta mettendo in piedi, ha messo in piedi in realtà già da tempo, per contrastare e mitigare il cambiamento climatico, che si fa con i servizi ecosistemici in generale, l'ossigeno, la tutela idrogeologica, ma si fa anche con il legno, perché il legno è CO2 immobilizzata in modo durevole. Sono tutte argomentazioni che alcuni di noi 15-20 anni fa avevano iniziato a fare
comprensibilmente in un contesto ancora non pronto a raccogliere questo tipo di messaggio, è normale, ma oggi questo è nelle cose. Il legno è un servizio ecosistemico. Ricordiamo, se noi parliamo in questi termini, facciamo ambiente noi del settore forestale, l'harvesting, ma lo fa tutto quel mondo che si occupa poi della trasformazione, il manufacturing, che guarda caso in Italia è un'eccellenza mondiale. Quindi è tutto nostro interesse capire sempre i livelli dove dibattiamo di questi temi. Ci sono livelli dove tutto questo mondo deve stare compatto e unito. Enti locali, istituzioni nazionali, mondo produttivo, chi ha una logica industriale fino all'ultimo artigiano, il mondo della cooperazione e il mondo delle associazioni, tutti, perché ricordiamo sempre, oggi viviamo da un punto di vista forestale un momento molto favorevole, di grande attenzione, di consapevolezza anche politica diffusa. Io qui ho vicino a me il direttore del cluster Legno Arredo Casa, dottor Carlo Piemonte, con cui ancora nel 2016 abbiamo iniziato a fare delle interlocuzioni, ma oggi noi parliamo in realtà con una legge regionale di quest'anno come joining tra assessorato alle attività produttive, assessorato alle foreste. Anche questo evento è figlio di questa operazione, con l'ufficio stampa della regione, altro soggetto. Ma questo non deve farci dormire sonni tranquilli. Marco Bussone, e lo ribadisco anche adesso, ha detto una cosa fondamentale, capitale umano. Viene e verrà avanti una forte ondata di mondo ambientalista estremo che ci farà assolutamente riflettere, lavorare e faticare. Ma perché avviene questo? È legittimo, ognuno deve poter esporre le proprie idee, però noi dobbiamo lavorare perché questi concetti che adesso sono diffusi, adesso guardo anche Raffaele, insieme al mondo accademico, perché è da lì che cominciamo a veicolare i primi messaggi, abbiamo a che fare con una grande fetta di società civile governata dai media in un certo modo, per cui noi, sapete bene, se dovessimo azionare delle motoseghe, addirittura far vedere macchinari che operano nelle foreste, urteremmo e otterremo sicuramente la sensibilità di molti, che è legittimo. Noi dobbiamo investire in corretta informazione, corretta comunicazione. Se questo noi non facciamo, avremo grandi difficoltà a lavorare e a superare quelli che sono ancora grandi gap. Parlo del sistema italiano, parlo del sistema, diciamo così, anche qui siamo nel nord-est, che siamo un'eccellenza in Italia, va bene guardando c'è realtà, ma siamo ancora molto indietro rispetto a quello che si fa in tante altre parti d'Europa. Ebbene, se non vogliamo questi aspetti, sicuramente avremo meno forza, meno soldi, meno tempo per colmare questi gap di cui vi ho parlato. Mi avvio alla conclusione, 47 secondi, per dire, io sono molto ottimista, invito sempre a cooperare in rete, noi siamo nell'angolo di nord-est e il nostro vantaggio cooperare anche con i paesi vicini, anche per aiutare a portare in Italia in modo diffuso una cultura della gestione forestale attiva, sostenibile, legata alle linee. Grazie. Prima di continuare con il dottor Giustino Mezzalira, mi scuso con Matteo Guanno di EOP Direct Montagna Veneta, cioè il giovane che sedeva qui che ha parlato, che era prevista invece un'altra persona, ma comunque credo che non ci siano problemi da questo punto di vista. Tutti conoscete Giustino Mezzalira, se non altro la sua barba bianca, è direttore della sezione ricerca e gestione agroforestali di Veneto Agricoltura, cioè dell'ente che ospita questo evento. Giustino, si può parlare vicino al microfono. Certo, parlo in piedi, anzi così vedo anche meglio nel volto le varie persone. E ringrazio il nostro direttore e saluto tutti quanti voi, proprio anche a nome di Veneto Agricoltura, che è qui a casa sua, ma ha il piacere di ospitare un evento che, a proposito di rete, dimostra come le barriere tra le regioni non siano barriere che impediscono il dialogo con gli amici friulani. Abbiamo voluto fare questo evento
qui, che è una foresta interregionale, e li ringrazio molto perché hanno dato un supporto alle loro istituzioni, con il loro associazionismo, eccetera, che è fondamentale per tutta questa iniziativa. Velocemente alcuni concetti: il titolo del nostro incontro, di questa tavola rotonda che apre il festival, lo conoscete bene, parliamo del futuro del mondo forestale e evochiamo sempre questa parola cambiamento climatico. Rischia di essere così un discorso ripetitivo come sostenibilità, eccetera. Cerchiamo di mettere a fuoco. Sono anche un tecnico forestale, interrogo ogni giorno, visto che ho anche un ruolo di amministrare un patrimonio che è importante della nostra regione, questa foresta, altre 8 foreste demaniali regionali, ci interroghiamo sempre in profondità su quali impatti il cambiamento climatico sta avendo. Ce n'è uno che abbiamo visto tutti, che è la tempesta Vaia, quello che adesso ne consegue, il bostrico che sta arrivando, ugualmente è favorito dal cambiamento climatico. Estati calde, lunghe, favoriscono la moltiplicazione di un elemento naturale come il bostrico, c'è sempre stato, l'abbiamo studiato tutti facendo scienze forestali, sappiamo cosa serve, ecco, e la sua presenza viene esasperata. Ecco, forse meno percepito, mettiamo meno a fuoco l'altro impatto che il cambiamento climatico ha sulle foreste, ed è quello socio-economico. Sta diventando sempre più difficile abitare i territori montani perché stanno diventando sempre più pericolosi. Viene via il manto forestale, forse non mettiamo veramente sufficiente attenzione al tema economico. Un piccolo comune di montagna che ha un patrimonio forestale, una regola del Cadore, che è una proprietà collettiva che da secoli gestisce un patrimonio, vede adesso il patrimonio foresta a rischio, sia come valore capitale. È stato stimato proprio dal TESAF che solo Vaia ha fatto perdere di valore alla foresta veneta oltre 60 milioni di euro, li abbiamo volatilizzati, non ce ne siamo accorti, non sono usciti dai nostri conti economici, dai nostri conti correnti, ma non ci sono più, non c'è più quel capitale nelle nostre foreste, e in quel momento l'abbiamo svenduto. E dall'altra parte pensiamo a tutto quello che comporta non poter lavorare il nostro legno qui. È stato detto con forza da più relatori, abbiamo una debolezza strutturale, storica, abbiamo perso le segherie, non abbiamo le reti di teleriscaldamento, noi veneti in particolare non abbiamo nessuna di queste due cose, abbiamo cose piccole, ma se solo guardiamo intorno ci sono altre realtà, anche italiane, che sono molto meglio strutturate, guardiamo il Trentino, per esempio, e quindi noi di fronte ad eventi drammatici, distruttivi come la tempesta Vaia, purtroppo, oltre che a perdere il valore capitale del nostro legame, non riusciamo a creare quel valore aggiunto che in questi anni qualcun altro ha avuto. Perché se io sono andato a comprare un bancale e non mi sono accorto di Vaia perché ho continuato a pagare lo stesso prezzo, vuol dire che il differenziale tra il legno a basso costo che è uscito da queste foreste e il capitale industriale, il valore industriale che è stato dato alla filiera non è stato qui. E allora sono altre centinaia di milioni di euro di non valore generato per il nostro territorio. Allora, di fronte a questo contesto, noi abbiamo davanti varie opzioni. Io sono un forestale, vengo dalla scuola padovana, ho insito nel mio pensiero la gestione forestale sostenibile, che non è non azione forestale. E questo lo dico con estrema forza oggi alla tavola rotonda, quindi dico anche le mie idee, le mie personalissime idee. Io penso che noi abbiamo davanti, come forestali, e saremo giudicati degli ignari se non lo faremo, due grandissime sfide. Uno, cominciare a tagliare i nostri boschi più di quanto li stiamo tagliando. Abbiamo fatto una storica azione di accumulo. Adesso non possiamo più lasciare lì che il martello forestale ce l'abbia in mano il vento, ce l'abbia in mano il bostrico, il martello forestale deve tornare ad essere il nostro, e questo vuol dire aumentare in modo molto significativo la ripresa dei nostri boschi. Se io penso che la ripresa media dei boschi dell'altopiano di Asiago è il 20% dell'incremento, capite che siamo di fronte a un assurdo dal punto di vista puramente gestionale e anche economico. E l'altra grande sfida, cioè quella dell'incremento dei prelievi, è quella della migrazione assistita. L'ha detto giustamente Silvia Maia prima. Noi oggi stiamo facendo nascere, se lasciamo fare alla natura, i boschi del passato. I portaseme di oggi sono i boschi nati alla fine dell'Ottocento, dopo la Grande Guerra Mondiale. E abbiamo da costruire i boschi del futuro in un contesto in cui le temperature medie, dice il IPCC, se saremo tutti bravi, saranno più 2 gradi centigradi. Ma sappiamo tutti che non è vero.
sappiamo tutti che è troppo tardi, sappiamo tutti che sarà qualcosa di più, spero poco, di 2 gradi centigradi. E i boschi sono sensibilissimi da questo punto di vista, e se non sarà l'uomo, l'agente zoocolo, ci insegnavano in ecologia, che trasporterà i semi giusti al posto giusto, di nuovo saremo stati degli ignavi, e qualcuno fra 100 anni da qui in cima ci verrà a dire: tu che avevi potuto, perché non hai fatto? Ecco, quindi noi ci sentiamo fortissima questa responsabilità di andare ad agire con il riboschimento, non lasciando fare alla natura come un certo laissez-faire sta facendo passare come un pensiero ecologico. È la più stupida delle cose che possiamo fare, non intervenire nelle aree che Vaia e Bostrico ci aprono e ci danno l'occasione, ci dicono: vieni, agisci, fai, pianta adesso i boschi del futuro. Ecco, e noi siamo preparati per farlo. Come Veneto Agricoltura stiamo potenziando i nostri vivai, la Regione ci ha dato l'incarico di cominciare a produrre le centinaia di migliaia di piante che servono, ed è bellissimo vedere che la mano non sarà più solo quella dello Stato che dall'alto decide vado a riboschire, ma c'è un fermento fortissimo di imprese, B Corp per esempio, c'è una corsa a dire dove vado a piantare i miei alberi e tu mi dai una mano a piantarlo. Quindi la ricostruzione dei nostri boschi, in vista dei boschi della sostenibilità del futuro, sarà veramente un'azione collettiva dove sarà chiamato il livello europeo, il livello statale, la nostra regione, ma è bellissimo vedere per la prima volta che ci sono imprese private. Ne abbiamo qui di ben rappresentate proprio oggi pomeriggio presenteremo un progetto LIFE nuovo che si chiama non a caso LIFE Vaia, in cui il lead partner è una primaria azienda del Veneto che non si occupa propriamente di legname, ma che si occupa di prodotti forestali non legnosi, di piccoli frutti, di miele, eccetera, eccetera, che dice: io voglio dare una mano per costruire i boschi del mio altopiano. Ecco. Con questo messaggio quindi io dico che noi abbiamo un grande lavoro da fare per i prossimi anni, e che grazie alla visione veramente strategica che l'Europa ha, nessun'altra parte del mondo ha la visione che ha l'Europa del futuro delle proprie foreste, noi saremo in grado assolutamente di accettare le sfide che il cambiamento climatico ci sta ponendo. Grazie. Grazie Cristina. China, torniamo a livello nazionale e chiamo Alberto Negro, presidente dell'ANAF. Eccomi. Buongiorno, grazie per l'invito, grazie professor Cavalli, è sempre un piacere parlare di foreste, soprattutto per chi come me che da qualche mese ha lasciato Veneto Agricoltura, ma ci teneva a tenere la presidenza di una piccola associazione che è ANAF, che è l'Associazione Nazionale delle Regioni che gestiscono le foreste, cioè di quelle regioni che hanno in carico la gestione delle foreste. Sappiamo che non tutte le regioni lo fanno, non tutte le regioni lo fanno alla stessa maniera. Nella nostra associazione ci sono il Veneto, rappresentato da Veneto Agricoltura, c'è la regione Friuli Venezia Giulia, c'è la Sardegna rappresentata da Forestas, c'è la Lombardia con ERSAF, c'è la Puglia, c'è la Basilicata, spero che presto possano entrare anche, come sembra, la Toscana, magari anche il Piemonte, quindi diciamo che il parterre di regioni rappresentate in ANAF è sicuramente in crescita. E in più facciamo parte anche di un'associazione molto importante a livello europeo che si chiama Eustafor, che rappresenta tutti gli stati europei che gestiscono le foreste. E se l'Italia è una piccola rappresentazione di come le foreste vengono gestite, ci sono territori come quelli polacchi, come quelli tedeschi, come quelli svedesi e finlandesi, dove la gestione delle foreste è sicuramente un tema estremamente forte. Nella sua sostenibilità, sempre, perché si parla sempre di sostenere le foreste secondo i principi, no, della sostenibilità, quindi il rapporto economico-sociale da un lato e il rapporto ambientale. Oggi in questa tavola rotonda si parla di ambiente, si parla del ruolo delle foreste in questo ambiente, alle 4 ci sarà anche un evento organizzato da ANAF proprio che parla del bilanciamento, il ruolo delle foreste, bilanciamento tra gli aspetti ambientali e gli aspetti socio-economici, perché oggi è un tema questo che è molto sentito, i cambiamenti climatici e tutto quello che riguarda i futuri investimenti che possono arrivare non solo dall'Italia per il PNRR, ma insomma anche parliamo di futuro, parliamo
Green Deal, parliamo del Farm to Fork, parliamo dell'Agenda 2030 dell'ONU, insomma, sono tutti progetti, sono tutte intenzioni, sono tutti obiettivi che dobbiamo portare a casa. E in tutti questi obiettivi le foreste hanno certamente un ruolo determinante, la gestione delle foreste, non le foreste in sé, la gestione delle foreste, perché le foreste devono essere gestite, non possono essere abbandonate loro stesse. Ci sono delle foreste che sono inaccessibili, verso le quali non si può fare molto, ma ci sono delle altre foreste che possono essere gestite. E gestire la foresta vuol dire anche tagliare gli alberi, tagliarli secondo una logica, secondo dei piani, secondo dei progetti. Non vuol dire solamente abbracciare gli alberi, abbracciarli è molto bello, è molto salutare anche per l'animo, anche per le persone, però dobbiamo sapere che gli alberi catturano la CO2, ma questo catturare la CO2 è una linea che ad un certo punto diventa quasi orizzontale e bisogna lasciare spazio alle nuove piante che crescono, e quindi la gestione della foresta vuol dire anche tagliare gli alberi. Questo lo dobbiamo far capire. Il paesaggio, l'ambiente sicuramente sono influenzati dal cambiamento climatico, ma anche il cambiamento climatico può essere influenzato dall'ambiente, può essere influenzato dalla gestione delle foreste. Quindi sicuramente in questa fase dobbiamo concentrarci tutti per capire che la foresta ha un ruolo molto importante. Non parlo solo della foresta di montagna, esistono anche le foreste di pianura. Oggi pomeriggio ho un'assemblea soci di ANAF nella quale sta entrando un nuovo socio, un piccolo socio, ma si chiama Associazione Foreste di Pianura. Esiste un'associazione che gestisce, che aiuta i comuni, le comunità a far crescere le foreste di pianura. Ricordiamo, Giustino me l'ha insegnato nei 5 anni di Veneto Agricoltura, quanto le foreste siano sparite negli anni dalla nostra meravigliosa pianura padana, dal nostro Veneto. Era tutta una foresta, poi a un certo punto è sparito tutto. Allora non è che vogliamo far tornare la pianura padana una foresta, però insomma darci degli obiettivi, come abbiamo avuto con la carta di Sandrigo, per far rinascere le foreste anche nel Veneto e nella pianura padana, progetti come vediamo il sorriso della pianura padana, portato avanti dal comune di Carceri, poi sviluppato da Veneto Agricoltura, sono progetti tutti importanti. Quindi l'ambiente e le foreste hanno sicuramente un collegamento importante verso i cambiamenti climatici. Chiudo solamente con una piccola polemica che faccio sempre molto volentieri in queste occasioni e dico: la sensibilità della politica deve cambiare, deve sostanzialmente cambiare. Se voi andate a guardare qual è l'incidenza a livello italiano delle risorse che vengono messe con il PSR delle diverse regioni per quanto riguarda le foreste, è ridicolo, perché si dimenticano che l'agricoltura è anche foreste. Il politico si dimentica che l'agricoltura è foreste, vengono qua e si fanno tanti bei discorsi, ma poi non li tirano fuori. Il Veneto è sotto il 5%, la media nazionale è appena sopra il 5%, è ridicolo che solo il 5% delle risorse del PSR sia destinato alle foreste. Spero che tutto questo cambi. Grazie. Adesso forma di un'introduzione, Presidente Uccia. Io sono già intervenuto, quindi dico soltanto una cosa veloce. Parto dagli ultimi interventi nel ringraziare di nuovo Edoardo Ennio il lavoro che si sta facendo, nel ribadire una serie di questioni che stamattina sono state espresse molto bene, in particolare negli ultimi interventi, e che tolgono di mezzo una serie di castronerie che abbiamo sentito anche in quest'estate, professore, lo sai bene. Quando io ho sentito rimostimenti da Palazzo Chigi, no, non mi sono arrabbiato, perché qui abbiamo un problema di, veramente lo dico guardando i dirigenti regionali, sono stati molto efficaci, ma anche l'ultimo intervento, questa polemica la condivido in pieno. Quando noi sentiamo una serie di anche interlocutori politici, ma anche tecnici, ma anche noi, di dire una serie di fesserie, bisogna dire che sono delle fesserie. Sui giornali, piuttosto che in altri anche l'università deve farlo, senza timidezza. Perché non possiamo accorgerci che siamo un paese forestale soltanto quando c'è baia, soltanto quando ci sono gli incendi. E non possiamo appunto alzare, dico, il PSR ha 6% di foreste, anche meno, però le regioni, attenzione,
tutte le risorse che mettono sulle foreste le mettono per cofinanziare quello che gli arriva da Bruxelles. Non c'è quasi nient'altro, anzi non c'è niente. Tu hai qualcosa, ma tu sei autonomo, è un'altra roba. I non autonomi, non speciali non hanno niente. E tu quanto avrai? Avrai 5 milioni, 10? Quanto, vabbè, molto meno, ma le cose base, come dice Giulia, sempre assicurate. No, vabbè, ma sì, ma certo, ma il problema è che la maggior parte delle regioni non c'è niente, e c'è giusto le poche risorse per cofinanziare quello che mette di PSR. Ma la cosa su cui poi chiudo, non voglio fare la proposta che abbiamo fatto, non è una polemica. Questo paese ha una strategia forestale che è perfettamente in linea con la strategia dell'Unione Europea. Ha raccontato Marco Nitra, siamo amici, ci lavoriamo da tanti anni con Marco su questa roba. Allora, il paese ha la strategia forestale nazionale scritta e ferma in Parlamento, adesso non ci sono più gli onorevoli, e deve andare al concerto, è andato al concerto al Ministero dello Sviluppo Economico, adesso deve andare in un paio di altri concerti, speriamo si sveglino, specialmente al Ministero dell'Ambiente. Detto questo, la strategia forestale europea del 16 luglio è perfettamente in linea con la strategia forestale italiana. Anzi, l'abbiamo in qualche modo anticipata, ci sono dei contenuti molto voluti, andatevi a leggere le schede della strategia forestale. Il coordinatore è stato Davide, con tanti di noi, Davide Pettenella, con tanti di noi, con Alessandro Stefani. Le schede della strategia forestale dicono esattamente quello che bisogna fare nel post incendi, nel post vaia, nel prima, nel dopo e nel sopra e nel sotto. Non c'è nient'altro da scrivere in questo paese. Cosa serve? 1 miliardo per attuarlo. Che era il miliardo che c'era nel PNRR, l'hai detto bene tu, dirigente della regione, c'era 1 miliardo nel PNRR che è stato tolto il 12 di gennaio. Io non so se forse la nostra lobby non è stata abbastanza forte, colleghe e colleghi, per salvaguardare quelle risorse. Certamente c'è chi non ci ha dormito delle notti, perché 1 miliardo di euro per attuare la strategia forestale c'era, e sarebbe stata degna di un paese forestale come l'Italia, come dice di bosco. Ora però ci impegniamo anche come UNCE, perché la questione è fondamentale. Non puoi mettere 5 milioni in una legge di bilancio del 2020 in cui hai messo 5 milioni perché ti sei accorto che avevi qualche foresta. Perché oggi sulle foreste a livello nazionale ci sono 5 milioni. Questo non è adeguato per un paese forestale. Lo diciamo al Presidente Draghi, lo diciamo a tutto il governo, lo diciamo al Parlamento. Non è adeguato per fare tutto quello che c'è scritto lì dentro, che ha dei servizi ecosistemici, alle green community che ci sono. Certo, ci sono le green community nel PNRR, certo che nelle green community c'è scritto anche la questione forestale, come l'abbiamo voluto, l'abbiamo scritta, come oggi abbiamo fatto un lavoro enorme su questa roba qui, ne parlano gli atti. Ma attenzione, se io non ho all'interno di una legge di bilancio 1 miliardo di euro per attuare almeno nei prossimi 3 anni quello che ho scritto nella strategia forestale, vuol dire che non ho capito che tipo di paese sono. Punto. Allora, non vorrei che qualcuno... ma prima hai parlato di cose alte, di capitale umano. Certo, ma capitale umano che deve portare però a fare delle scelte ed evitare che gufi o non gufi si mettano a dire delle castronerie scientifiche, ideologiche, ideologizzate da un certo mondo che vuole portarci ad aumentare quegli 11 milioni di ettari di bosco. Perché, guardate, questo prato pascolo che c'è qui, dimmi se sbaglio, prof. Se io non vado a gestirlo come prato pascolo, giro 5 anni in bosco, 10, 15, 20, finito, sbaglio. Allora, se questa roba qui non la gestisco, devo spiegare perché non l'ho gestita e perché è diventato bosco. Ce lo possiamo permettere? Io credo di no, e chiudo. Stamattina Alessandro Stefani, direttore della direzione foreste, l'ho sentiti alle 8, lei andava a Milano, io sono stato qualche giorno fa al Super Salone del Mondo. Abbiamo firmato come UNCEM un accordo con Federlegno Arredo, stiamo lavorando con Assolegno. Federlegno Arredo non hanno bisogno di presentazioni, e Assolegno non c'era un romano stamattina che parla. Federlegno Arredo e Assolegno dicono a Raul Romano del CREA, all'UNCEM, alla direzione foreste, alle università: componete il particolare. Quello che emerge stamattina dai cluster, dalle tante iniziative importanti che stanno nascendo sulle filiere forestali sul territorio, emerge appunto una grande una vitalità che negli ultimi anni è stimolata anche grazie al lavoro delle università, tanto. Dobbiamo però comporre il particolare.
e cucire insieme questi elementi. Perché a Solegno tu dici, io devo fare il nuovo Bauhaus della Presidente Ursula von der Leyen, che ci dice faccio il nuovo Bauhaus, ma come faccio a fare le case se non ho un chilo di legno da mettere in quelle case in legno che faccio con tutte le imprese italiane, Ruppner, Budhaus, eccetera, 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 e Marlegni, di Marchetti che è Presidente di Solegno. Questo è il problema. Io non ci faccio non riesco a mettere un chilo di legno italiano in quelle case perché non ho un incrocio adeguato fra domanda e offerta, e questo è il punto. Allora qui io credo che stamattina l'impegno che ci prendiamo anche come UNCI, ma se siete d'accordo, insieme, dobbiamo comporre queste iniziative. Perché per fare volume e per fare massa dobbiamo comporre tutto quello che sta nascendo, dal Piemonte al Veneto, alla Sicilia, alla Sardegna. Altrimenti ho l'impressione che i grandi fruitori di materia prima, a partire appunto da Federlegno, ma specialmente a Solegno, a un certo punto fra 2 o 3 anni ci diranno bene, ma che cavolo avete fatto perché io posso prendere almeno qualche quintalata di legno per fare un po' di immobili? Avete fatto qualcosa o avete fatto niente? Al momento dobbiamo fare, perché altrimenti il legno loro continueranno a non prenderlo da noi e andranno a prenderlo altrove. E tuttora fanno che il nostro prelievo continua a diminuire, non ad aumentare. Grazie. Grazie. In chiusura approfittiamo della presenza dell'ambasciatore Miguel Garcia Winder per un intervento tra l'altro molto significativo a mio avviso, perché ho avuto il piacere di poterlo vedere in anteprima, che riguarda proprio l'azione che si deve fare sulle persone per cercare di intervenire nell'ambito forestale. Muchas gracias, professor. Going to give my presentation in English and I'm going to put you in trouble. Okay. Thanks so much for the kind invitation. It's a great honor for me to be here and share this roundtable with such an expert. Should I go continue in English all the time, or you want to translate? 3 points per time. Okay. Since we are running short on time, I'm going to point forward that you have in my speech. He asked me to write it, so me pidió que lo escribiera y lo escribí en el chat. Gracias. The topic that brings us together today, I think, is a topic of greater importance. The forests in the world are facing unprecedented challenges that require urgent actions from many fronts. And I think one of our speakers suggested that one of the actions is the creation of new public policies and the revision of how governments intervene in forests. Sì, dopo il saluto di benvenuto, l'ambasciatore dice: il tema che ci porta a questa tavola rotonda è senza dubbio della massima importanza, poiché la foresta del mondo deve affrontare sfide senza precedenti che richiedono azioni urgenti da molti fronti, uno dei quali sono le politiche pubbliche e la responsabilità dei governi, come è stato tra l'altro affermato da più di un relatore. Mexico is, as you may know, is considered one of the top 5 or 6 most biodiverse countries in the world, with a true forestry vocation. 70% of our land is covered by some sort of vegetation that we call forest. It could be covered by temperate forests, jungles, savannas, deserts, and other type of vegetation that is considered forest. Il Messico è uno dei 5 paesi più biodiversi del mondo ed è considerato come un paese con una vera vocazione forestale. Circa il 70% della superficie, equivalente a 138 milioni di ettari, è coperta da foreste, giungle e savane ed altri tipi di vegetazione che conformano il ricco mosaico biodiverso che chiamiamo Messico. From the 138 million hectares of covered by one type of order of vegetation, 95 million hectares are still covered with primary vegetation and 66 million by trees. Numeri impressionanti per chi non conosce il Messico da questo punto di vista, perché dei 138 milioni di ettari coperti da un tipo o l'altro di vegetazione, 95 milioni di questi ettari sono ancora coperti da ciò che è considerato vegetazione primaria e 66 milioni sono ancora coperti da alberi.
In these areas lives about 9% of the Mexican population, which is about 11 million people, out of which 3.5 are members of original and indigenous populations. Indigenous and native people hold about 63 million hectares of forest, making them important guardians of our biodiversity and our land. Unfortunately, these populations suffer from disproportionate levels of poverty and exclusion. In queste zone vive quasi il 9% della popolazione messicana, che rappresenta circa 11 milioni di persone, di cui 3,5 milioni sono membri di popolazioni originarie ed indigene. Gli indigeni e le popolazioni native possiedono circa 63 milioni di ettari di foreste, il che le rende importanti custodi della nostra biodiversità della nostra terra. Purtroppo queste popolazioni soffrono di livelli sproporzionati di povertà ed esclusione. Although Mexico is considered the 12th country in the world regarding forest lands and resources, the contributions of forests to our economy is less than 0.5% of our GDP, resulting in a trade deficit in excess of 6.2 billion US dollars, miliardos. Anche qui la contraddizione che in qualche modo è stata presentata prima, sebbene il Messico sia considerato il 12° paese al mondo per quanto riguarda le terre e le risorse forestali, il contributo all'economia nazionale da parte di questo settore è relativamente piccolo, rappresentando meno dello 0,5% del PIL, con un conseguente deficit commerciale che supera i 6,2 miliardi di dollari. Through history, our forests have played an important role in our cultures, in our development, and in our traditions, providing us with a wide variety of products and services. Fortunately, each day these services are valued more and more, especially by the new generations. I firmly believe that it will be only by the actions of the new generations that a new paradigm for our forests is going to be constructed. We must strengthen our education systems and work with the young if we want to have a sustainable future, and I should include with women too. Un importante messaggio dice: nel corso della nostra storia le nostre foreste hanno giocato un ruolo importante nelle nostre culture, sembra di sentire quanto abbiamo già detto stamattina, nel nostro sviluppo e nelle nostre tradizioni, fornendoci un'ampia varietà di prodotti e servizi. Fortunatamente ogni giorno questi servizi sono sempre più apprezzati, soprattutto dalle nuove generazioni. Credo fermamente che sarà solo grazie alle azioni delle nuove generazioni che si costruirà un nuovo paradigma per le nostre foreste. Dobbiamo rafforzare i nostri sistemi educativi e lavorare con i giovani se vogliamo avere un futuro sostenibile. Speriamo che qualcuno del panel affronti questo argomento, come è già stato fatto. Unfortunately, today our forests are facing unprecedented challenges, caused primarily by human intervention and climate change. But climate change is also caused by human intervention. The solution to the problems require not only urgent action, but the development of innovative interventions in order to prevent further irreversible degradation and loss of biodiversity. Purtroppo oggi le nostre foreste stanno affrontando sfide senza precedenti, causate principalmente dall'attività umana e del cambiamento climatico, anche se molti degli impatti sul clima sono causati dall'attività umana. La soluzione a questi problemi richiede non solo un'azione urgente, ma lo sviluppo di interventi innovativi al fine di prevenire un ulteriore degrado irreversibile e la perdita di biodiversità. Recognizant of these needs, our government has taken decisive action to address the challenges. At the center of the solutions, we have put people and nature, and we are pursuing a new vision of development with the aim of leaving no one behind. Riconoscendo queste necessità, il nostro governo ha intrapreso azioni decisive per affrontare queste sfide. Al centro delle soluzioni abbiamo messo le persone e la natura e stiamo perseguendo una nuova visione dello sviluppo con l'obiettivo di non lasciare nessuno indietro. Although several policies and policy instruments are currently being implemented in Mexico to address the inclusive, sustainable management of forests, I would like to take
the minutes that I have left in this presentation to refer to one of the most important programs for the current administration that certainly will impact the well-being of people and the well-being of forest. Anche se attualmente in Messico si stanno utilizzando diverse politiche e strumenti politici per affrontare la gestione sostenibile e inclusiva delle foreste, vorrei prendere i minuti che ho lasciato in questa presentazione per fare riferimento a uno dei programmi più importanti per l'attuale amministrazione, che sicuramente avrà un impatto sul benessere delle persone e della foresta. This program called Sembrando Vida, whose translation in English should be Sowing Life, and in Italian probably Sembrando Vita. Seminando Vita. And its name suggests it's an effort to bring hope to thousands of people affected by poverty and exclusion, but also to help in the recovery of the forest. Questo programma è il programma chiamato Sembrando Vita, la cui traduzione in italiano è Seminando Vita o Seminando la Vita. Come suggerisce il nome, è uno sforzo per portare speranza a migliaia di persone colpite dalla povertà e dall'esclusione, ma anche per aiutare nel recupero la nostra foresta. As we all know, poverty forces people to look to whatever alternative they can find to survive, and exploiting the forest and transforming the forest into agricultural land, resulting in normally fragile agricultural lands is one of the most common and easy ways in which people try to get out of poverty. Unless we address the poverty and the reconstruction of the social fabrics, forests will continue to be exploited and destroyed. Come tutti sappiamo, la povertà costringe le persone a cercare qualsiasi alternativa che possono trovare per sopravvivere e sfruttare la foresta e trasformarla in terreno agricolo, risultando normalmente in terreni agricoli marginali e fragili. È uno dei modi più comuni e facili in cui le persone cercano di uscire dalla povertà. Se non si affronta la povertà e la ricostruzione del tessuto sociale, la foresta continuerà ad essere sfruttata e distrutta. Based on these premises, Sembrando Vida primary purpose is to increase productivity in poor rural populations, improving income and food security while reducing vulnerability to shocks. Sulla base di questa premessa, lo scopo principale di Sembrando Vida è quella di aumentare la produttività delle popolazioni rurali povere, migliorando il reddito e la sicurezza alimentare e riducendo la vulnerabilità agli shock. The program has four major objectives: inclusive production, environmental stewardship, promotion of savings, and reconstruction of the social fabric. So it is important not to judge this program only as a pure environmental program. Il programma ha 4 obiettivi principali: produzione inclusiva, salvaguardia dell'ambiente, promozione del risparmio e ricostruzione del tessuto sociale. Quindi è importante non giudicare questo programma solo come un mero programma ambientale, ma molto più inclusivo. Despite it is not a pure environmental program, Sembrando Vida expects to reforest with wood and fruit trees 1 million hectares at the end of 2024, making it one of the most ambitious reforestation projects in the world. Nonostante non sia un programma puramente ambientale, Sembrando Vita prevede di riforestare con legno e alberi da frutta 1 milione di ettari entro la fine del 2024, il che lo rende uno dei progetti di riforestazione più ambiziosi del mondo. To achieve these goals, Sembrando Vida combines reforestation practices with agroecological and silvopastoral approaches, providing a monthly income of 5,000 Mexican pesos, equivalent to about 250 euros per month, to farmers that have up to 2.5 hectares to be reforested. Of these 5,000 pesos, 4,500 are given directly to farmers and their families on a monthly basis, while the remaining 500 are deposited into a saving account in the name of each one of the beneficiaries for future use and for the promotion of a saving culture. Per raggiungere questi obiettivi, Sembrando Vida combina pratiche di riforestazione con approcci agroecologici e silvopastorali, fornendo un reddito mensile di 5.000 pesos messicani, circa 250 euro, al mese agli agricoltori che hanno fino a 2,5 ettari da riforestare,
Di questi 5.000 pesos messicani, 4.500 vengono dati direttamente ai contadini su base mensile, mentre i restanti 500 vengono depositati in conti di risparmio a nome di ognuno dei beneficiari per un uso futuro e per la promozione della cultura del risparmio. Today, the program has a budget close to 30,000 million pesos and operates in 20 of the 32 states of the Mexican Republic, reaching close to 425,000 farmers, 30% of which are women. Oggi il programma ha un budget vicino ai 30.000 milioni di pesos, quindi 30 miliardi, e opera in 20 dei 32 stati messicani, raggiungendo circa 425.000 agricoltori, il 30% dei quali è donne. The program has received some degree of criticism due to some information suggesting increased deforestation in order for farmers to be considered as potential beneficiaries. However, the same study that suggested this negative impact recognizes that its environmental impacts are still poorly understood, and they believe that impacts could be positive in the long term if the beneficiary farmers get the trees into the future. As you know, this is a major challenge in reforestation projects, especially without the kind of subsidies that occur in more developed countries. Sempre succede al mondo, ha ricevuto un certo grado di critica a causa di alcune informazioni che suggeriscono un aumento della deforestazione affinché gli agricoltori siano considerati come potenziali beneficiari. Tuttavia, lo stesso studio che ha suggerito questo impatto negativo riconosce che i suoi impatti ambientali sono ancora poco conosciuti e credono che gli impatti potrebbero essere positivi a lungo termine se gli agricoltori beneficiari mantengono i loro alberi nel futuro. Come sapete, questa è la sfida maggiore nei progetti di riforestazione, specialmente senza il tipo di sussidi che ci sono nei paesi più sviluppati. To finalize my intervention, because I know you probably want to try the Prosecco's, I just want to make a reference to two more issues. One is the potential that this program has to reduce migration from rural areas as it promotes employment, income, and food security. Mexico is supporting our brother countries of Central America to implement similar alternatives in Guatemala, El Salvador, Honduras, with the hope that this will help to reduce the high rate of migration from these countries. Per concludere il mio intervento vorrei affrontare ancora due questioni riguardanti questo programma. Uno è il suo potenziale per aiutare a ridurre la migrazione dalle zone rurali, in quanto promuove l'occupazione, il reddito e la sicurezza alimentare. Il Messico sta sostenendo i nostri paesi fratelli dell'America centrale per attuare iniziative simili in Guatemala, El Salvador e Honduras, con la speranza che questo aiuti a frenare l'alto tasso di migrazione da questi paesi. The second one relates to the opportunity that this program offers to increase international and bilateral cooperation in issues of technology, knowledge, and social innovation. The need of investment to make these changes permanent and sustainable is a reality and offers opportunities to entrepreneurs to contribute to a new phase of development, open the doors of collaboration between Mexico and Italy. Il secondo si riferisce alle opportunità che questo programma offre per aumentare la cooperazione internazionale e bilaterale in questioni come la tecnologia, la conoscenza, l'innovazione sociale e il commercio. La necessità di investimenti per rendere questi cambiamenti permanenti e sostenibili è una realtà e offre opportunità agli imprenditori di contribuire a una nuova fase di sviluppo come al crescimento dei rapporti tra Italia e Messico. Our forests and the forests around the world confronts unparalleled changes due to climate change. But this cannot be solved if we do not solve the human crisis in parallel. Sembrando Vida will provide evidence that human-centered approaches are a game-changer approach to the well-being of people and planet. La nostra foresta e la foresta in tutto il mondo affronta sfide senza precedenti a causa del cambiamento climatico. Ma questo non può essere risolto se non si risolve la crisi umana. In parallelo, Sembrando Vida potrebbe fornire la prova che gli approcci centrati sull'uomo sono un approccio che cambia il gioco per il benessere delle persone e del pianeta.
We have too much to do, but we need to do it together. Mexico would like to confirm our commitment to work hand in hand to create a better world for the generations to come. Abbiamo troppo da fare, ma dobbiamo farlo insieme. Il Messico vorrebbe confermare il nostro impegno a lavorare mano nella mano per creare un mondo migliore per le generazioni a venire. Grazie a tutti, and especially to Professor Cavalli per la traduzione. Grazie. Bene, allora rapidamente 2 parole di chiusura di questa tavola rotonda o rettangolare, come volete che sia. 2 parole, 2 concetti, ne abbiamo sentiti tanti oggi, ma su 2 mi soffermo. Il primo è la comunicazione, il saper far rete. È indispensabile. Secondo me la montagna ha ancora troppi campanili e pochi ponti, quindi bisogna lavorare più, come diceva anche l'ambasciatore, sull'elemento umano. Non solo su quella parte, diciamo, tecnica, ma anche sulla parte psicologica. Io dico sempre ai miei studenti, qualche volta ci vorrebbero meno motoseghe e più psicologi in montagna. Ma questa non è tutto. L'altro è, l'ha detto la dottoressa Maier, bisogna far sentire la voce. Allora, per far sentire la voce non è solo un problema di alzare la voce e di usare un microfono, ma anche di trovare i canali giusti attraverso i quali chi deve ascoltare riesce ad ascoltare. E vi do un piccolo aneddoto. Nel programma europeo, nella strategia forestale europea, è contenuto un piccolo punto che riguarda i sistemi di monitoraggio in tempo reale delle condizioni delle foreste. Questo punto è stato inserito perché 3 ricercatori, un austriaco, un italiano e un francese, hanno fatto lobby con l'associazione, con l'Organizzazione Europea delle Segherie. E questa forza, quindi data un'idea, diciamo, elaborata dal mondo universitario, dal mondo della ricerca, sfruttando l'azione pesante che può avere un'organizzazione che lavora il 95% della rete rossa europea, tanto per fare dei numeri, può avere poi anche a livello politico. Quindi è importante appunto vincere quelle strettoie che ancora ci condizionano, fare massa e far sentire attraverso gli strumenti adatti la nostra voce. Ci sono le possibilità, dobbiamo tutti credere in questo. Grazie e buon rinfresco. Grazie a tutti oggi, anche Matteo Guano, abbiamo detto che era Matteo Guano, sì, perfetto, ecco, scusateci. E oltre a buon rinfresco io devo ringraziare il professor Cavalli perché questo festival, diciamo, è anche in buona parte merito suo per tutto l'impegno che ha messo a coordinare il Comitato Tecnico Scientifico nel selezionare questi eventi, però grazie tante a tanti partner di questo festival. Scusate, buon rinfresco, 10 minuti perché poi ripartiamo nel tempo di sanificare, poi ripartiamo con la presentazione live fire. Ricordo il grande convegno di ANAF invece nel primo pomeriggio.